Buongiorno, buongiorno da Sveglia Trieste, benvenuti a questa nuova trasmissione. Oggi martedì 26 maggio avremo ospiti in studio l'assessore regionale all'ambiente ed energia Fabio Scoccimarro nella prima parte dalle 8 alle 9, poi dalle 9 alle 10 Daniela Rossetti, segretaria di Azione. Quindi se volete dialogare con i nostri ospiti potete farlo come sempre chiamandoci qui alla diretta oppure scrivendoci una mail per avere anche la possibilità di fare le vostre segnalazioni. Allora andiamo subito a vedere le previsioni del tempo, poi passeremo alla rassegna stampa come di consueto. Allora diamo un'occhiata alla situazione generale del sito dell'Osberarpa regionale. Un vasto e robusto anticiclone interessa l'Europa e determina anche sulla nostra regione l'afflusso di correnti secche molto calde per il periodo. Da mercoledì l'anticiclone si ritirerà parzialmente verso ovest, favorendo l'afflusso di correnti più umide e meno calde da nord che determineranno instabilità atmosferica. Questo nella giornata di mercoledì. Vediamo allora oggi, martedì 26 maggio, cielo sereno poco nuvoloso, in montagna nel pomeriggio maggiore nuvolosità cumuliforme con possibili isolati rovesci in Carnia, specie verso il Cadore, temperature molto elevate per il periodo, specie in pianura, venti deboli a regime di brezza. Vediamo che in pianura le temperature arrivano addirittura a 32-34 gradi di massima, mentre sulla costa è un po' più attenuato il calore, si arriva a una massima però comunque di 29 che è piuttosto alta per il periodo. Mercoledì 27 maggio, domani nella notte al mattino cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio cielo in prevalenza variabile con probabili rovesci o temporali sparsi, specie tra la fascia prealpina e l'alta pianura, dove non è escluso che qualcuno possa essere un po' più forte e associato localmente a raffiche di vento più sostenute. Ancora temperature elevate, specie in pianura. Vediamo dopodomani, giovedì 28, nella notte al mattino cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio cielo poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana con possibili rovesci e temporali sparsi. Non è escluso che qualche rovescio anche qui possa interessare alcune zone della pianura. Possibile bora moderata sulla costa. Questo è il quadro meteo per oggi e per i prossimi giorni. Allora andiamo a vedere la rassegna stampa, andiamo a vedere il piccolo nell'edizione di Trieste. In prima pagina la notizia del porto, fondi sbloccati per Servola, era un annuncio che si attendeva da tempo, l'annuncio di Fedriga, trovata la soluzione con Roma, decisivo uno stanziamento aggiuntivo e il via libera alla stazione ferroviaria e allo svincolo autostradale, gara d'appalto entro giugno. Vediamo anche i risultati delle elezioni amministrative. A Venezia vittoria del centrodestra e la vera sorpresa esulta pure Meloni, e quindi andremo a vedere anche questa analisi del voto il giorno dopo. Qui in centropagina gara 5 playoff 90-75, la corsa biancorossa finisce a Brescia, squadra da applausi, ora l'incognita società. Vediamo ancora i lavori sulle rive, via il Ponte Bianco, i pedoni vagano sulla carreggiata nelle cronache, poi ancora il cartellone con Trieste Estate 300 eventi per tutta l'estate fino a settembre, poi ancora il Coroneo, detenuto morto a letto in cella, serve l'autopsia. Ubriaco fradicio in bici ai lavori di pubblica utilità, il patteggiamento. Vediamo per la sanità ancora Friuli Venezia Giulia, cure non urgenti numero 116-117, il primo mese dell'ex guardia medica si chiude con 31.000 chiamate. Un dedalo di viuzze, i sottoportici, le casette, Parigi piccola è diventata meta per i turisti, la curiosità a San Giovanni, la riscoperta. Andiamo a vedere ancora il piccolo di Gorizia Monfalcone, le notizie più dedicate all'Isontino. È arrivato Cremonini, dorme a Porto Piccolo, subito il sopralluogo al Duca d'Aosta, all'aeroporto appunto dove ci sarà il concerto del 31 di domenica prossima. Vediamo Monfalcone del Fino Verde da domenica terza stagione, Gusti di Frontiera a Gorizia, 300 le adesioni alla Kermesse, Dacci la collana, gang di Maranza, bracca un ragazzo, sempre a Gorizia, e poi a Monfalcone malore sulla nave in costruzione salvato a bordo. Ancora impresa dell'Isontino milanese, un trionfo dell'ultra maratona, corsa del passatore, e poi termina a Brescia la corsa playoff della pallacanestro
Trieste. Andiamo a vedere altri giornali, poi daremo conto anche di altre notizie. Naturalmente qui siamo sul Corriere della Sera, naturalmente su tutti i giornali ci sono i risultati delle elezioni amministrative e poi altre notizie ricorrenti come la nuova enciclica, la prima enciclica di Leone, di Papa Leone. Allora vediamo, Venezia premia il centrodestra, la maggioranza strappa Reggio Calabria, Meloni punge e crollo rinviato, torna De Luca a Salerno in questo caso. Allora Venturini sindaco in Laguna, il centrosinistra vince a Prato e conquista Pistoia, Vannacci supera la Lega a Vigevano. La guerra Iran-USA si tratta ancora e Trump detta altre condizioni per quanto riguarda invece gli scenari internazionali, poi i paesi dello scenario, il Golfo e l'ipotesi della pausa tattica e come vi dicevo anche l'enciclica di Leone, l'intelligenza artificiale va disarmata, limiti alla guerra giusta, Prevost e lo strapotere tecnologico, come arginare la nuova Babele, questa è la riflessione, poi avremo nel corso dei nostri telegiornali di oggi anche la riflessione del teologo Don Ettore Malnati. Per lo sport Milan, Cardinale azzera tutto, licenziati Allegri e la dirigenza rivoluzione rossonera, via anche Furlani, Tare Moncada. Vediamo la Stampa, Venezia rilancia Meloni, anche qui il risultato più importante, più interessante, quello di Venezia, ora la legge elettorale, dice Meloni, la maggioranza vince anche a Reggio Calabria, Prato e Pistoia al centro-sinistra. In Veneto Venturini eletto sindaco al primo turno, Vigevano Vannacci al 15%. Il Papa e l'intelligenza artificiale, restiamo umani così rischiamo di tornare schiavi. Ancora io, i giovani e la felicità, parla Kimi Antonelli, vorrei essere un esempio per i ragazzi, Russell non è un nemico. Poi ancora tregua Iran-Stati Uniti, trattative in tilt, NATO spaccata sugli aiuti a Kiev. Vediamo il Fatto Quotidiano, Comuni, il PD affoga in Laguna, vincono i cacicchi De Luca e compagni, la destra si salva, progressisti ok in Toscana, questa è un'analisi appunto sempre delle amministrative da un altro punto di vista. Stragi, la meloniana contro il militante su via D'Amelio, l'antimafia querela l'antimafia, un caso che troviamo solo qui sul Fatto. Poi ancora disarmare l'intelligenza artificiale, il Papa rielabora la dottrina sociale, più querele o più morti, femminicidi est e nord d'Europa ne hanno 5 volte. Il Giornale, Meloni sta serenissima, le amministrative a Venezia centrodestra valanga, smentite le voci di crisi, anche Reggio Calabria e boom, un plebiscito sul ponte, De Luca infinito si prende Salerno, rivincita sul suo PD. Cardinale caccia tutti, da oggi comando io, come sarà il suo Milan, via Allegri e dirigenti. Ancora sospetto jihadista fermato a Reggio Emilia, studiava attentati e decapitazioni, altro matto islamico pronto alla strage. Libero, state serenissimi, la sinistra affonda Venezia e Reggio, alle amministrative non c'è l'annunciato boom del campo largo che in Veneto va KO. Meloni, anche oggi il centrodestra crolla domani, espugnata la città calabrese. Qui vediamo ancora la laguna sprofonda, la grande illusione del referendum. I mugugni veneziani per il PD bengalese, i motivi della disfatta e poi referendum ed elezioni dove ha vinto il no, ora i Dem perdono. Terrorismo, arrestato figlio di immigrati, italiano 22enne di origini marocchine, preparava un attentato per lo Stato islamico. Il Sole 24 Ore, il Papa, disarmare l'intelligenza artificiale, il potere della tecnologia è nelle mani di pochi. Piazza Affari, oltre il record storico, giornata storica per Piazza Affari, poi Festival da Primato a Trento, per il 2027 cambia il calendario, la prossima edizione da martedì 18 a sabato 22 maggio, tributi ok alle sanatorie nel 50% delle città, sì da Roma, no di Milano. Ancora il Domani, a Venezia il Campolargo affonda, anche qui lo stesso titolo insomma relativo a quello che è successo in Laguna, per battere
per Meloni serve di più. Inchiesta di domani sul governatore Rocca, prestito da 80.000 euro garantito dallo Stato. Poi ancora intelligenza artificiale e umanesimo, la lezione di Leone. Ecco Magnifica Humanitas, la prima enciclica del Papa sulla transizione digitale. La Repubblica, Venezia resta a destra, Venturini eletto sindaco, sconfitto Martella, la maggioranza conquista Reggio Calabria, Meloni, nostro crollo rinviato, il PD, governo sempre in crisi, De Luca si riprende Salerno. E poi anche qui l'enciclica, il Papa l'enciclica contro le big tech, disarmiamo l'intelligenza artificiale, Mosca agli stranieri, lasciate Kiev, i russi minacciano di bombardare i centri istituzionali, Lavrov avverte Rubio. Queste alcune delle notizie che troviamo oggi sui quotidiani in edicola, ma torniamo sul piccolo di Trieste per vedere le notizie di casa nostra, le notizie più vicine a noi, e questa notizia importante dello sblocco dei fondi per Servola, per appunto la gara d'appalto che sarà indetta entro giugno. Sbloccati i fondi per Servola, aggiunte altre risorse, posticipata la scadenza del finanziamento da 180 milioni. Queste le parole del governatore e del presidente della regione Massimiliano Fedriga. Decisiva la riunione di ieri con Roma. Fedriga, tutto instradato al meglio, è soddisfatto il presidente al termine di questa lunga riunione. Stazione, rampa e molo ottavo, dall'area a caldo alla logistica. Questa è la trasformazione, ne abbiamo parlato molte volte anche noi, dell'area che fu della Ferriera di Servola. Il percorso di riconversione è iniziato nel 2020 con la chiusura di altoforno e cokeria, previsto dall'accordo di programma. Lo scongelamento delle risorse per lo snodo ferroviario riporta in auge il piano che attende ora l'indizione di 2 gare d'appalto, e ne potremo parlare. È un caso insomma che sia ospite oggi qui da noi proprio l'assessore all'ambiente della regione Fabio Scocimarro, che fu tra i protagonisti insomma dell'immagine che vedete insomma anche in questa foto della Ferriera di Servola e le ultime parti della fabbrica demolite qui in questo caso nel 2023. Allora vediamo un'analisi un po' del voto, poi passeremo alle notizie da Trieste. Dunque, bene il centrodestra, affluenza ancora giù, questa è la sintesi estrema delle comunali 2026, risposte variegate in questo primo turno delle elezioni amministrative. L'unico ribaltone di rilievo è Reggio Calabria, vince Forza Italia con Cannizzaro. Exploit di Vannacci nell'unico comune in cui Futuro Nazionale era in corsa, ovvero Vigevano. Al voto quasi 750 comuni, il dato relativo ai votanti è calato del 5%. Per il centro-sinistra la conferma che non potrà tradurre in voti alle politiche il no del referendum. Questa è un'analisi abbastanza chiara. De Luca trionfa a Salerno, al lavoro senza respiro, il personaggio insomma l'intramontabile De Luca. Il vento del referendum non soffia sulle comunali, questa è l'analisi appunto tutta politica di quello che è accaduto nel voto di ieri e l'altro ieri. Gli analisti cercano di illustrare un esito segnato da dinamiche legate al territorio, pochi stravolgimenti. Meloni può sorridere, i numeri ci sono, la coalizione di governo incassa il responso come una boccata d'ossigeno. Il generale Vannacci sfiora il 15% a Vigevano, farà da apripista, dice. Doccia fredda per il campo largo, Schlein resta serena. La segretaria Dem, uniti siamo competitivi, lo saremo anche alle politiche. Renzi, i conti si faranno alla fine. Venturini, subito sindaco, ha vinto il partito del fare, la telefonata della Premier, il bagno di folla e le interviste, chiamatemi Simone. Fiuto, tenacia e centrismo, da Marghera a Farsetti, 38 anni, laureato in legge, il più giovane primo cittadino della storia di Venezia. Questa la vittoria appunto del centrodestra a Venezia. Vediamo com'è andata in regione. Cividale vince Vuga di Fratelli d'Italia, nel centrodestra spaccato. Ecco tutti i nuovi eletti, nuovi e vecchi perché qualcuno è stato riconfermato, e vediamo che l'unico comune dell'Isontino più vicino a noi che andava a elezioni era Villesse, ed è stata riconfermata la sindaca uscente Flavia Viola. Dunque le chiacchiere snob oggi
oggi stanno a zero, è il commento di Paolo Possamai, poi l'astensionismo c'è, a vuoto la spallata di Massimiliano Panarari, insomma vari commenti alle elezioni di oggi, i risultati appunto che vengono commentati oggi, ma le elezioni erano di ieri e l'altro ieri. Allora andiamo a vedere le notizie regionali, perché ieri è stato illustrato tutto il bilancio, il primo bilancio del numero unico 116-117, il numero per le non emergenze, diciamo, i problemi sanitari che non sono vere e proprie emergenze, per quello c'è sempre il 112, lo ricordiamo, 31.000 chiamate in un mese di attività. A maggio trend in crescita per il servizio per le cure mediche non urgenti, avviato su base regionale il 13 aprile dopo la sperimentazione in area Asugi. Il 62,3% dei contatti finora ha riguardato l'accesso all'ex guardia medica, e qui vediamo anche tutti i dati per zona, concentrati insomma le percentuali di maggiore utilizzo di questo numero, di questa nuova possibilità. Quello atteso dalla Regione sul lungo termine, l'impatto, la riduzione dell'uso improprio del pronto soccorso, l'ha detto anche ai nostri microfoni l'assessore regionale Riccardo Riccardi ieri nel corso della presentazione di questi dati importanti. Allora rivediamo insieme il servizio. Nel primo mese di attività a livello regionale il numero unico 116117 ha gestito oltre 30.000 chiamate con una media di circa 1.000 contatti al giorno e l'86% delle richieste risolte al primo contatto. Sono alcuni dei dati illustrati oggi nel corso di una conferenza stampa dedicata al bilancio iniziale del Servizio Sanitario Territoriale del Friuli Venezia Giulia. Il 116-117, avviato in fase sperimentale il 19 gennaio nell'area Asugi e poi esteso dal 13 aprile all'intero territorio regionale, ha preso in carico complessivamente oltre 60.000 richieste fino al 12 maggio. Solo nell'ultimo mese, dopo l'estensione regionale, le telefonate sono state 30.844, con un trend in continua crescita. Un numero che aiuta il cittadino nella richiesta di necessità sanitaria non urgente, quindi a bassa intensità, questo deve essere chiaro. Quindi richieste di necessità sanitaria assimilabili a quelle del medico di medicina generale, a quelle di guardia medica. Il servizio governa tutto il sistema di ex guardia medica della regione, attualmente continuità assistenziale, cure primarie, e in più fa da lavoro di correlamento insieme alle nuove strutture delle case di comunità, quindi funziona da imbuto che raccoglie la richiesta e indirizza verso le strutture territoriali. Ovviamente è un servizio che è in parallelo a quello dell'urgenza, del 112, per cui è strettamente collegato. In caso di richiesta inappropriata, dovesse arrivare una richiesta urgente, siamo in grado di trasferirla immediatamente al sistema di emergenza-urgenza. Udine è il distretto con il numero più alto di chiamate, seguito da Pordenone e Trieste. Secondo il report, il tempo medio di attesa è di 1 minuto e 26 secondi, mentre le telefonate durano mediamente poco più di 3 minuti. Il sistema viene indicato come uno strumento strategico per rafforzare la sanità territoriale, migliorare l'orientamento dei cittadini e ridurre gli accessi impropri ai pronto soccorso, grazie anche all'integrazione con medici di medicina generale e case della comunità. Il bisogno del cittadino è bisogno proprio, bisogno improprio, determinato da una preoccupazione. È uno dei grandi temi della risposta al bisogno di salute è l'accessibilità, e quindi è evidente che nel momento in cui tu pensi di avere qualche cosa e non trovi una risposta, vai dentro un pronto soccorso. Questi strumenti con il tempo ci consentiranno di selezionare la parte anche coerente e proporzionata all'appropriatezza, e già vediamo che i numeri dimostrano questo, quindi rispondere al bisogno, che è un bisogno di continuità e non è un bisogno di urgenza. Allora, ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico oggi in città. Abbiamo al telefono il commissario Fulvio De Grassi. Buongiorno. Sì, Buccarella, buongiorno a lei e un bel svegliato a tutti quanti in ascolto. Diciamo, per quanto riguarda la giornata odierna si presenta sotto i migliori auspici come anche nelle giornate passate, quindi pericoli di precipitazioni non ce ne dovrebbero essere, quindi pericolo abbastanza limitato per quanto riguarda il manto stradale. La notte è andata tranquillamente, per quanto ci riguarda un incidente solo rilevato verso le 23:30, ma solo danni, mi dicono una bazzecola praticamente, niente di tali. Ho da segnalare per oggi dei lavori di asfaltatura abbastanza importanti perché interessano arterie principali del centro e zone limitrofe. Dovrebbero venire asfaltate la via
Madonnina e la via Bramante, perciò attenzione, saranno sicuramente dei disagi in zona Barriera e piazza Sansovino, piazza Vico. Ci sono ancora dei divieti nelle strade appena asfaltate, tipo via Milano, piazza San Giovanni, via Areti, ci sono i divieti perché comunque bisogna anche, una volta asfaltato, procedere alla stesura della segnaletica orizzontale. Perciò in generale per tutti questi lavori, anche per i lavori in giro per tutta la città, i cantieri temporanei, attenzione come sempre alla segnaletica in loco. Dalle 30 per circa 4 ore ci saranno dei lavori nella galleria di via Carnaro per l'intervento sulla rete elettrica. Anche qui il traffico dovrebbe essere consentito, però attenzione alla presenza di questo cantiere temporaneo. Parlando di gallerie, è sempre chiusa la galleria Carso in direzione Trieste, con obbligo di uscita a Padriciano per chi proviene da Venezia, diciamo da Monfalcone. Parlano addirittura di una chiusura che si protrarrà fino al 26 di giugno, però almeno fino adesso, almeno il weekend, è stata riaperta per non creare troppo disagio. Al momento il traffico è tranquillo, da quanto posso vedere, non abbiamo interventi in atto, non abbiamo in agenda manifestazioni o d'altro che potrebbero rendere la giornata un po' più preoccupante, e quindi per il momento vi restituirei la linea. Grazie, allora buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie, un saluto a tutti. Un saluto a lei, allora noi procediamo, andiamo ancora sul giornale, andiamo a vedere altre notizie che riguardano la nostra regione. Si parla di Ater, cresce l'emergenza casa, sfitto un alloggio Ater su 6, sono più di 8.000 le domande ancora in attesa dell'assegnazione. Università di Trieste, ricorda Giulio Regeni parlando di libertà e di ricerca. L'iniziativa prevista domani, anche la proiezione del documentario dedicato alla vicenda del ricercatore che tante polemiche e ribaltoni anche a livello ministeriale ha creato. Gorizia, c'è Cremonini, primo sopralluogo sul palco all'aeroporto. In vista del concerto di domenica il cantante ha scelto di alloggiare a Portopiccolo. Qui si sta da Dio e il Friuli è un tesoro intimo ed epico, ha detto, e il posto scatena i commenti. Qui vediamo il sopralluogo appunto all'aeroporto Duca d'Aosta. Bus navetta su 2 direttrici, 10.000 in tutto i posti previsti. Pentecoste a Lignano, la proposta spiaggia da chiudere prima, l'ipotesi del comune alla luce del weekend di danni ed eccessi. In discesa la quantità di giovani austriaci nella serata di sabato, controllati 80 veicoli e 300 persone. Vediamo sempre nella pagina regionale la storia del basket, Peterson e Tanjevic, la danza dei mondi venerdì al campus. I due maestri si incontreranno alle 16:30 in un appuntamento imperdibile. Dan, ospite del programma, Bosch in platea a sorpresa per abbracciarlo. Qui vediamo, passa per lo Sport Business Forum di Trieste. Proprio Dan Peterson sarà uno dei grandi ospiti dei 2 giorni di lancio dello Sport Business Forum a Trieste, 28 e 29 maggio, venerdì alle 16:30. Il grande coach americano, italianissimo ormai, sarà intervistato a Trieste Campus, ingresso gratuito, ma è bene prenotarsi, basta collegarsi online al sito dell'evento. La notizia di ieri che Peterson durante l'incontro riceverà una visita speciale, quella di Bogdan Tanjevic, altro maestro della panchina. Ancora andiamo avanti, l'economia, Electrolux taglia 262 operai a Porcia, ma ora si apre il fronte degli impiegati. Al tavolo al Ministero l'azienda svela i primi dettagli del piano. Il ministro Ciriani: in Friuli potrebbero arrivare numeri drammatici anche sul personale amministrativo. Il titolare del Mimit vuole replicare la gestione della crisi di Beko, nuova riunione il 15 giugno. C'è una parziale buona notizia, però nel primo trimestre cresce l'occupazione, assunzioni in aumento del 2%, positivo anche il saldo occupazionale. Il tempo determinato sostiene l'incremento, quindi si tratta di lavori appunto temporanei. Vediamo ancora la pagina di Trieste. Allora, eccola
qui si parla di lavori sulle rive, smontato il bianco ed è caos, ponti sulle rive, smontato il ponte bianco ed è caos pedoni. Avanzano i lavori di ristrutturazione, in estate si passerà al verde e appare alla portata l'obiettivo di concludere entro fine anno. Restrizioni e disagi per chi va a piedi, controlli della polizia locale. Qui vediamo l'avanzamento dei lavori. Dal novembre di quell'anno del 2020 il passaggio dei veicoli sopra le 3,5 tonnellate sul doppio ponte è interdetto. I tir devono essere così deviati attraverso le vie del centro. Torna il Delfino Verde Trieste-Monfalcone, ne parleremo anche noi nei nostri telegiornali di oggi, quindi 3 settimane in più di servizio e la novità delle tappe intermedie di Sistiana e Duino. Domenica l'avvio. Installazione in largo Panfili resterà esposta per un anno e dedicata al giorno del ricordo. Petizione online per spostarla, 300 firme. Qui vediamo l'installazione. Venerdì alle 19 l'inaugurazione, da quella sera verrà anche illuminata. L'arte non fa male a nessuno e la reazione dell'Accademia va bene se crea dibattito, si apprezzi il significato. Lo slargo vicino al Tor Cucherna viene intitolato al milite ignoto. La toponomastica ribattezza l'area tra le vie Caboro, Verzieri e Chiaochiara. Quindi vediamo, noi abbiamo realizzato un servizio su questa commissione che ha deciso, appunto, ha fatto partire l'iter per l'intitolazione del largo al milite ignoto. Vediamo se possiamo rivedere insieme il servizio per quanto riguarda questa intitolazione, appunto, voluta dal Comune. Vediamo. Il largo è quello dove è situato l'asilo Tor Cucherna, il ristrutturato asilo Tor Cucherna, nell'ambito del Colle di San Giusto, Parco della Rimembranza. A Trieste il largo del milite ignoto. Avviato l'iter per la nuova intitolazione fra le vie Caboro, Verzieri, Chiaochiare e Battaglia al soldato medaglia d'oro al valor militare della Prima Guerra Mondiale. Dunque il luogo individuato è quello nelle vicinanze della Tor Cucherna, una delle opere di difesa medievali cittadine meglio conservate. La giunta comunale ha deliberato l'intitolazione, tempo alcune settimane, e verrà scoperta la targa, che dovrà essere di tipo tradizionale, in marmo bianco o pietra locale, come quelle poste nel centro città. Ieri ricorrevano i 100 anni del Parco della Rimembranza. Si tratta di un'iniziativa che va a concludere tutta una serie di eventi che hanno rievocato i fatti della Prima Guerra Mondiale, che hanno riguardato il Carso, il territorio triestino, dove tanti giovani hanno sacrificato la loro vita per la madrepatria, per l'Italia. Ecco, è una delibera, è un'iniziativa importante che è stata voluta dal Sottosegretario Savino, ma in generale dal gruppo consigliare di Forza Italia, perché il milite ignoto è una figura simbolica che rende l'idea e quel valore di attaccamento alla patria, ai suoi valori, all'istituzione, che deve essere sempre attuale. In una città, ricordiamo, che è particolarmente legata all'Italia e che soprattutto negli eventi, nella alzabandiera, vede tanta partecipazione dei cittadini. Dunque questa è la futura realizzazione. Andiamo avanti nella lettura del giornale. La cronaca: ubriaco in sella alla bici elettrica con un tasso da coma etilico, patteggia 6 mesi di volontariato, visto sbandare dai carabinieri, alcol test e denuncia per guida in stato di ebbrezza. Nei guai un uomo di 38 anni fermato di notte a San Giovanni dall'etilometro, valori 6 volte oltre il limite. Guida l'auto al ticcio e centra altre vetture in via Colautti, ne abbiamo parlato anche noi nella giornata di ieri. Il disegno di De Chirico per il Paron, all'asta non arriva nessuna offerta. La Stadion tenterà una trattativa privata, emerge la curiosa storia appunto di questo disegno, lo vediamo qui, di De Chirico per Nereo Rocco. Lavoratori a confronto sulla gestione idrica, la CGIL in-house no, siamo di fronte a scelte cruciali che incideranno profondamente sul futuro del servizio idrico a Trieste, sulla gestione insomma dell'acqua. Ne abbiamo parlato anche noi perché ieri i lavoratori del gruppo ERA si sono riuniti appunto in assemblea, un'assemblea indetta dalla CGIL, dalla Filtem CGIL, proprio per parlare di queste novità che si prospettano per il futuro di tutto il gruppo e della gestione proprio del servizio idrico. Vediamo.
Era necessario fare questa assemblea perché c'è forte preoccupazione da parte dei lavoratori sulle possibili scelte future. Ci sono già state delle dichiarazioni in merito alla volontà di andare a gara, cosa che secondo noi è la cosa più auspicabile e migliore per il futuro, per quanto riguarda investimenti, per quanto riguarda le ricadute occupazionali e soprattutto per il territorio. Si avvicina la scadenza della concessione del servizio idrico ad Acegas. Il termine è il 31 dicembre 27, ma già il mese prossimo Ausir dovrà indicare tra gestione in-house o privata attraverso gara europea. Scelta quest'ultima preferita dal Comune, ma anche dalla CGIL, che oggi ha promosso un'assemblea al Cinema Ariston con i lavoratori, preoccupati per le incertezze sul loro futuro. La paura dei lavoratori è quella di fare un salto nel buio, ok? Di non mantenere più i livelli economici, i livelli normativi cui si sono portati a casa in questi anni con le contrattazioni di secondo livello. Quindi oggi i lavoratori sono consapevoli che il passaggio in un'altra azienda non andrebbe più a garantire, una crescita continua anche a livello, non solamente economico ma anche normativo. Sull'opzione dell'affidamento diretto in-house, ovvero il ritorno al pubblico, così come indicato dal referendum del 2011, da tempo si ragiona a livello politico e tecnico con l'obiettivo di abbattere le tariffe che a Trieste sono più care del 75% rispetto a Udine, ma la CGIL vede invece di buon occhio una nuova assegnazione ad Acegas APS Amga. E per quanto riguarda il discorso delle tariffe, bisogna guardare un po' morfologicamente anche la zona dove viviamo. No? Noi portiamo l'acqua dalla zona costiera all'altipiano carsico, quindi questo ha un costo non indifferente. Bisogna tenere conto, abbiamo un dislivello di 300 metri. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. In diretta 7-6 del mattino, continuiamo la nostra rassegna stampa, andiamo a vedere sempre nelle pagine della cronaca di Trieste del Piccolo, Maranza in piazza Oberda, un nuovo crocevia dello spaccio, coinvolti anche ospiti del vicino centro per minori stranieri di via Beccaria, poi lo scenario, proteste dei residenti, accertamenti da parte del comune e questura, ancora accoltellato dai connazionali, 12 anni di cella al clan kosovaro, la vittima era stata aggredita nel 2022, ferite a Rene e Milza, dietro il pestaggio una faida tra gruppi, tra cittadini appunto di origine del Kosovo. Giovane aggredita in via delle Zudecche dopo una lite, sul posto la polizia, la ragazza tenuta per terra con i polsi bloccati urlava mollami mollami, quindi questo è l'episodio in via delle Zudecche. Noi invece ieri siamo tornati in via del Lazzaretto Vecchio per tornare a parlare delle risse del sabato sera o comunque del weekend, che sono sempre più frequenti, non c'è weekend in cui non ne parliamo anche nei nostri telegiornali. Siamo andati a sentire i ristoratori e i gestori dei locali che sono davvero esasperati. Sentiamo. Ogni weekend, dal giovedì fino al venerdì, qua c'è sempre un casino. Ormai le risse a Trieste non si contano più, ce n'è almeno una ogni weekend, se non due. L'area tra via del Lazzaretto Vecchio e piazza Venezia è diventata il teatro di queste risse. I titolari dei locali, gli esercenti, non ne possono davvero più. Giovani e giovanissimi in preda ai fumi dell'alcol che se le danno di santa ragione, a volte anche a colpi di spranghe e bastoni. Il venerdì e il sabato sera i gestori dei locali contano i danni fra sedie e tavoli ribaltati, così come anche i cittadini che parcheggiano l'auto sulla pubblica via, specchietti divelti, lunotti spaccati, vetri infranti. A Trieste da giovedì a sabato è il Far West, l'ultimo tafferuglio nella tarda serata di sabato in via del Lazzaretto Vecchio, ma adesso emerge l'episodio di venerdì sera, sempre in zona, protagonisti giovani di varietà, e poi le risse nelle scorse settimane sulle rive e in via Pascoli. Solo risse, baruffe dopo le 10:30 in poi di sera. Dopo aver chiamato anche la polizia, io sono andato via. Piazza Venezia, mi fermo davanti alla polizia, gli dico che c'è una rissa in corso. Mi hanno detto arriviamo subito. Sono corsi e dopo c'è stato tutto quello che doveva succedere. Arrivo qui la mattina, trovo pieno di bottiglie di alcol, pieno di cose, insomma un po'. La gente anche si stufa anche di questo, no? Sti ragazzi
si imbottiscono di alcol e non reggono più, a parte che non reggono. E poi cosa succede? Continuano ad andare nei supermercati a comprare l'aranciata, mandano naturalmente il maggiorenne classico a comprare l'alcol, a comprare le aranciate, mischiano insieme, si fermano qui, purtroppo io ho l'ape fuori che fa da bancone e si fermano lì, fanno festa e poi saltano sull'ape, me l'hanno già rovinata, hanno già rotto pezzi eccetera eccetera. E poi vanno in giro a distruggere quello che questo rione fino adesso ha creato. Torniamo sempre sulla cronaca di Trieste. Ieri un detenuto è morto al Coroneo, l'ipotesi del malore nel sonno. Un triestino di 35 anni è stato trovato esanime ieri mattina dai compagni di cella. La casa circondariale che vediamo è Ernesto Mali, dove il detenuto è stato trovato morto, appunto sono stati i compagni a dare l'allarme. Invece poi si parla ancora sempre di episodi all'interno del carcere, telefonini e droga nelle celle, così funzionava la staffetta. A processo l'aiuto cuoco che smistava la merce, sentite in aula come testimoni le due donne ingaggiate come complici ieri in tribunale. Deceduto in culla, 5 mesi, papà indagato, perizia sulle cause, il GUP ha disposto accertamenti per fare luce sull'accaduto e su eventuali nessi con scuotimento o percosse. Anche noi eravamo ieri in tribunale per seguire insomma questo drammatico processo. Allora rivediamo insieme, risentiamo anche le parole dell'avvocato. La difesa ha chiesto l'incidente probatorio al fine di accertare le cause della morte del neonato. Il PM si è associato alla richiesta di incidente probatorio e il giudice ha disposto di conseguenza, accogliendo la richiesta per ulteriori approfondimenti. Disposta la perizia medico-legale, il Tribunale nominerà il suo perito per fugare ogni dubbio sulle cause del decesso. Sono le novità emerse in merito al caso del neonato di 5 mesi morto in culla nel dicembre del 2024, fatto per il quale è indagato il padre. Oggi l'udienza preliminare al Tribunale di Trieste davanti al GUP Francesco Antoni. Il PM Chiara De Grassi si è associato alla richiesta di incidente probatorio dell'avvocato della difesa Giovanna De Manzano, che già in precedenza aveva depositato una consulenza di parte a firma del dottor Raffaele Barisani. Il 18 dicembre 2024 il bimbo era stato trovato a faccia in giù senza vita nella piccola culla dove dormiva, in un appartamento ATER della periferia di Trieste. All'inizio pareva si trattasse di una morte naturale, ma a seguito delle indagini condotte dalla squadra mobile e durate per quasi un anno si era fatta largo un'altra ipotesi. Il padre, la sera prima dell'intervento del 118, avrebbe scosso ripetutamente il figlioletto, sbattendolo sul materasso della culla. Un atto di nervosismo, pare. Sul corpicino l'autopsia aveva rilevato lesioni encefaliche, 4 le emorragie riscontrate. Il padre del bimbo, un uomo di 30 anni, è indagato per omicidio preterintenzionale e deve anche rispondere di violenza domestica nei confronti delle 2 figlie piccole. Rinnovo il mio invito alla stampa a trattare con la massima delicatezza questo caso giudiziario, non solo per garantire alle varie autorità giudiziarie di poter lavorare con la massima serenità, ma anche per rispettare il dolore del mio assistito ed anche della sua famiglia, ovviamente, per il lutto occorso. Torniamo sul piccolo per questa curiosità che ci racconta oggi Nicole Brusaferro, la Parigi piccola, il borgo meta turistica bohemienne che piaceva anche a Bibi. È sempre più visitato, le targhe del comune con le citazioni di Brigitte Bardot. Qui vediamo alcuni scorci di questo luogo così suggestivo, una serie di scorci di Parigi piccola e vediamo Massimiliano Alberti e Lorenzo Zuffi qui tra le viuzze del borgo. Addio a Don Crisanaz, il sacerdote aveva 75 anni. Il patto fra gli apicoltori, hobbisti e professionisti, qui un miele di livello, sono un centinaio i produttori, il presidente Pernarcic, una decina di arni a testa, ma l'attività va integrata all'attestato comune amico delle api per Duino Auresina. Il settore si espande da Muggia fino al territorio goriziano e guarda i colleghi presenti anche in Slovenia. Ex asilo parrocchiale di Muggia alla Coop Tea per 300
100.000 euro. Una parte dei fondi è già stata utilizzata per saldare i debiti pregressi e il resto coprirà i mutui. Qui vediamo appunto questo succede a Muggia. Stagione balneare al via, arriva l'ordinanza con i divieti, apertura dalle 9 alle 19, tutto pronto al bagno Gabriele. Per Lido San Rocco si attendono invece novità, non sono consentite tende, baracche, roulotte sul lungomare Venezia, vietato usare detergenti, limiti anche per i cani, tutte le prescrizioni per l'avvio della stagione balneare. Trieste in bici in Piazza della Borsa per la mobilità sostenibile. Vediamo l'iniziativa di Idea Giuliana in collaborazione con Fare Ambiente. Ancora Alzheimer, cinema, inclusione e riconoscimento. Vediamo Ilia, scadenze e adempimenti per la prima, seconda casa. Ancora vediamo le case di scricciolo per ospitare i genitori dei bambini nati prematuri. Ogni anno all'ospedale infantile Burlo Garofalo vengono ricoverati circa 300 bambini in terapia intensiva neonatale. La metà di loro nasce prima della 37esima settimana e una trentina pesa meno di 1,5 kg, rientrando nella fascia di prematurità significativa sotto le 32 settimane. Di questo e delle famiglie naturalmente si occupa l'associazione Scricciolo, che ieri ha presentato le 2 case a sua disposizione per a titolo gratuito dare sostegno alle famiglie, grazie anche alla collaborazione appunto all'importante contributo della Fondazione CR Trieste. Andiamo ancora alla cultura e spettacoli, divano e amicizie, il mondo militante visto da Zero Calcare. Il fumettista romano torna su Netflix con la nuova attesa serie Due Spicci in compagnia dell'inseparabile alter ego Armadillo e del socio Cinghiale. Bullismo, violenza, soldi e ricerca della felicità tra i palazzoni di Rebibbia. I 100 anni dell'orto alpino Giuliana, creato in Slovenia da un triestino. I 300 eventi di Trieste Estate trasformano la città in palcoscenico diffuso. Proprio il titolo che abbiamo fatto anche noi ieri, in programma da giugno a settembre, festival di teatro nelle piazze, concerti e spettacoli nei musei. Ieri la presentazione degli eventi, sono circa 300 lungo tutta l'estate, dal 4 giugno al 31 agosto. È nuovamente il momento della rassegna Trieste Estate, che è organizzata e promossa dal Comune di Trieste con un cartellone appunto molto nutrito, 300 eventi. Dicevamo, ne abbiamo parlato anche noi ieri con un servizio, intervistando anche l'assessore alla cultura e al turismo del Comune Giorgio Rossi. Ci sarà naturalmente spettacolo in centro città, in Piazza Verdi, ma anche al Castello di San Giusto, al Museo Winkelmann, al Molo Audace, come ormai di consueto, ma anche al museo al giardino del Museo Sartorio e al giardino dei Tommasini, insomma in vari luoghi, eppure nelle periferie, come ormai usanza negli ultimi anni. Allora rivediamo insieme la presentazione. Un tuffo nel mare vuol dire che quest'anno annegheremo turisti, cittadini, triestini da tutte le parti con un mare di eventi. Un cartellone di oltre 300 eventi, ma Trieste Estate è molto di più, è un progetto culturale che attraversa la città, dagli spazi verdi del giardino del Museo Sartorio e del giardino pubblico, alle atmosfere storiche del Museo d'Antichità Winkelmann e del Castello di San Giusto, passando per la vivace cornice di Piazza Verdi, fino alla spettacolare atmosfera del Molo Audace. Trieste Estate conferma la propria vocazione a portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali. Eventi di qualità, ma eventi soprattutto che danno l'ampia possibilità di essere ascoltati, perché non andiamo solo ad offrire nelle piazze principali, Piazza Unità, Piazza Verdi o neanche nei punti di grande cultura come il Sartorio, dove faremo attività teatrali, e il Winkelmann,
ma anche e soprattutto nelle periferie, per non parlare di quello che faremo nell'altipiano. Ecco. Anche per l'edizione 2026 la rassegna coinvolge una rete ampia e articolata di realtà cittadine. Dal 4 giugno al 31 agosto in programma una decina di rassegne e altrettanti festival come Let's Play, Aveninchi, Trieste Classica, Musica Libera, Trieste Brasil Festival, Shorts International Film Festival e Cinema Nord-Est. Grande attenzione come sempre ai bambini e ai ragazzi, in particolare con una nuova edizione del Festival Ragazzi nel giardino del Museo Sartorio. Ricca la programmazione musicale al Castello di San Giusto, tra i nomi di spicco Mario Biondi e Raff. La cultura è elemento predominante, si comincia anche da queste cose, quindi si cominciano anche a proporre nell'ambito delle periferie, nelle zone che non dico che sono degradate, ma sono un po' lasciate così a se stesse, quella che è un'offerta che è anche una riflessione su come in qualche modo possiamo salvarci, no? Da queste realtà, queste situazioni che preoccupano gli anziani, preoccupano i giovani, no? E quindi mi auguro che questo sia anche un veicolo, no? E una risposta da parte dell'amministrazione ai cittadini. Allora andiamo alla pagina sportiva, poi vedremo anche quelle dell'attualità nazionale e internazionale e quelle esontine. Sport, Brescia è spietata, Trieste game over, questo il titolo sul basket. Brescia non fallisce la gara decisiva contro la formazione biancorossa che resta in partita fino al terzo quarto, nel quale è travolta invece dalla Germani. Tra i triestini il mattatore Merkel Brown, in ombra Ross e Ramsey. Qui vediamo il risultato finale, non mette nessun dubbio, 90-75. Sprint a Bologna e Venezia, Trento e Tortona ci provano. Gli altri risultati, Mattiasic stavolta non c'è, Taccetti, applausi a tutti. Il presidente per impegni romani diserta il match, ora chiarezza sul futuro, si attende insomma chiarezza dopo anche le ultime novità che abbiamo visto nei giorni scorsi. Oltre 300 cuori biancorossi e quel grande grazie ragazzi, qui vediamo la presenza nutrita dei tifosi triestini presenti alla Pala Leonessa di Brescia. Sport, Maracchi, il gentiluomo, il sogno spezzato dal Pise, nel gruppo c'era Beppe, le varie storie, l'ex centrocampista della Triestina dopo una lunga carriera da Trapani a Venezia lavora in banca. In quell'anno splendido si era costruito un attaccamento alla città mancato in modo clamoroso in queste ultime stagioni, dice. I giovani dovrebbero avere diritto di potersi giocare le loro occasioni. Ancora avanti, sempre nella pagina sportiva, Milani Superman per caso, fa bis il record nella 100K, l'atleta isontino si ripete nella ultramaratona del Passatore, scrive la storia con un crono monster. Facevo calcio e la corsa è cominciata per gioco, ma ora è una passione, mi alleno all'alba o di notte. A settembre i mondiali. Complimenti ad Alessio Milani che vediamo in azione. Il runner originario di Brazzano, di Cormons, ha vinto la 100 km del Passatore. Andiamo a vedere l'attualità internazionale. Israele attacca di nuovo il Libano, dialogo Iran-USA, raid approvati dagli Stati Uniti, offensiva anti-Hezbollah. Passo avanti sull'uranio a patto che sia trasferito in Cina, ma l'intesa tra le parti viene definita non imminente. Mosca minaccia altri raid, meglio lasciare Kiev. Dalla Russia l'appello a stranieri e diplomatici, si prevedono nuove rappresaglie a causa dell'attacco di giovedì. La denuncia degli attivisti aggrediti con violenza, il convoglio in Libia messo nel mirino, dovrebbero rientrare in Italia, espulsi due dei partecipanti. Vediamo la crociata del PPE contro Kos, Bruxelles blinda la commissaria, Serbia, Vučić discute con la Cina un accordo di libero scambio. Le pagine dell'Istria, Quarnero e Dalmazia, al cantiere Scoglio Olivi nasce la casa galleggiante per il turismo di lusso, siamo a Pola, la costruzione nello stabilimento navalmeccanico di Pola, l'investimento totale per un'unità di 500.000 euro, i promotori alla ricerca dei fondi utili
utili a ultimare i lavori. Ancora sempre nelle pagine dell'attualità, tornano dall'Uganda con febbre e vomito negativi al virus Ebola. I 2 cooperanti avevano manifestato sintomi sospetti al rientro in Italia. Subito è stato attivato il protocollo col trasferimento al Sacco di Milano. Gli esami hanno scongiurato il peggio, forse era un'infezione batterica. Arrestati 8 ultras della Juve per scontri prima del derby. Confessa il killer di Boiocchi, io nemmeno lo conoscevo. Sempio, difesa al contrattacco, soliloqui non confessioni. Tragedia dei sub illegali contro l'Ateneo, sapeva tutto. Eseguite le prime autopsie sulle vittime, Odenino cancellata, solo una procedura di tipo informatico. Ci sono strascichi polemici da questa triste vicenda appunto degli sub annegati alle Maldive. Numero unico, l'abbiamo già visto, 116-117, 31.000 chiamate in un mese di attività. Andiamo rapidamente alle pagine di Gorizia, eccolo qui, è arrivato Cremonini, primo sopralluogo sul palco in aeroporto, l'abbiamo visto prima nelle pagine regionali, 300 adesioni per gusti di frontiera, ora la scrematura. Il comune, puntiamo sulla qualità delle proposte, il Gran Galà dei golosi si svolgerà dal 24 al 27 settembre, 50 soggetti multipli come nell'edizione 2025. La proposta di Fasiolo del Partito Democratico Lisontino per crescere merita 2 ITS, questa è la sua proposta. Poi sia il bilancio della Cassa Rurale, Portelli al termine del mandato, lascio una realtà in crescita. Un fatto di cronaca, Gorizia inseguito in centro storico dai Maranza per rubargli la catenina, 3 denunciati, 13enne si nasconde in un bar fino all'arrivo della polizia. Qui vediamo la galleria al fianco di Banca Intesa da dove è iniziato l'inseguimento del ragazzino. Apre il caffè Coronini, eventi ogni mercoledì, taglio del nastro fissato il 10 giugno, la gestione è la stessa del caffè teatro. Appalto da 1,6 milioni di euro per il centro sociale polivalente, sempre a Gorizia. Spostandoci invece a Monfalcone, vediamo che ieri è stata presentata la nuova linea del Fino Verde, c'erano i sindaci di Monfalcone ma anche di Duino Aurisina, perché torna domenica il Delfino Verde via Duino e Sistiana 7 giorni su 7 tra Monfalcone e Trieste. 3 settimane in più di servizio, ultima corsa da Monfalcone alle 19. Qui ci sono tutte le partenze e i prezzi, con partenze appunto da Trieste alle 8:15, alle 13:30, alle 17:15 e poi appunto gli arrivi insomma in tarda mattinata, nel pomeriggio e alla sera, sempre con prospettiva da Trieste. Quindi ammessi cani con la museruola, varie appunto particolarità di questo viaggio via mare, un viaggio senza barriere anche per carrozzine. I viaggi marittimi termineranno il prossimo 20 settembre, 2 settimane più tardi rispetto al 2025, una novità molto gradita dai passeggeri. Malore mentre lavora sulla nave, salvato direttamente a bordo, il tubista dipendente Fincantieri è ora ricoverato a Cattinara. Bici elettrica potenziata, scatta la maxi multa, vediamo la sanzione dei vigili a Monfalcone. Sempre i bimbi alla scoperta dei fotoni, venerdì l'ultimo atto di Mat Plus S. Neuroscienze Olimpiadi nel segno di Eros Rigato e poi Porticciolo, ormai un simbolo del ritrovo dei giovani. Preso in auto con la droga comprata col takeaway, aveva con sé 25 grammi di cocaina e altri 14 di hashish, obbligo di dimora, succede sempre a Monfalcone. Ancora andiamo a vedere guasto riparato, torna l'acqua al distributore, la casetta dell'acqua era fuori servizio da giovedì, quella di Staranzano, da ieri funziona nuovamente. Poi la denuncia, spariti 10.000 euro dalla mia abitazione, carabinieri al lavoro nel riservo dopo la denuncia di furto. Qui vediamo la caserma dei carabinieri di Staranzano. Andiamo ancora avanti, sempre nell'Isontino, perché
perché a Villesse di nuovo viola, carino il titolo, vota un elettore su 2, al sindaco uscente vanno 564 preferenze. Burnic, appoggiato da Fratelli d'Italia e Lega, si ferma a 232, affluenza al 53%. Mi dispiace per questo calo, dice la sindaca uscente, è riconfermata. Vediamo, hanno scelto la continuità gli elettori di Villesse con 564 voti, pari al 70,85% dei votanti. Più servizi fuori orario didattico, nasce un patto tra 5 sindaci. La collaborazione è creata assieme all'Istituto Comprensivo della Torre Verni. 2 panchine per Cecchettina e Regeni nel punto d'ascolto. Nell'appuntamento presenti anche i genitori di Giulio. L'iniziativa nasce per contrastare la solitudine. Questo accade a Romans di Sonzo. A Grado, casa della comunità, primo atto, in servizio il medico di guardia. Debutto parziale del nuovo presidio sanitario in attesa dell'inaugurazione. Qui vediamo alcune immagini della nuova casa della comunità di Grado. Tennis internazionale, torneo maschile al via. Tornando ancora alle notizie dello sport, abbiamo già visto insomma il basket, però ecco qui Brescia spietata, Trieste game over. Volevo dire che naturalmente nel corso della giornata avremo vari servizi a commento di questa partita, ma anche sul futuro della pallacanestro Trieste, e come avremo anche un servizio con un'intervista al teologo Monsignor Ettore Malnati sulla nuova enciclica del Papa, le derive della tecnoscienza, nella prima enciclica di Leone. Nella Magnifica Humanitas, il forte richiamo alla dittatura dell'algoritmo, l'antidoto, un'etica della responsabilità collettiva che guidi le scelte nel mondo, perché la fragilità dell'individuo va protetta rinegoziando il patto sociale. È davvero molto d'attualità l'enciclica di Papa Leone. Allora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo, sarà con noi l'assessore regionale all'ambiente ed energia Fabio Scoccimarro. A fra poco. Allora, bentornati in diretta, siamo in compagnia, e lo salutiamo subito, dell'assessore regionale all'ambiente, energia, Fabio Scoccimarro. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Grazie di essere qui. E allora, stavamo così discutendo un po' fuori onda e commentando i vari titoli sui giornali, no? Oggi c'è naturalmente questa notizia sullo sblocco dei fondi per Servola. Prima dicevo, ne parleremo sicuramente con l'assessore Scoccimarro, che fu tra i protagonisti di quel momento. Poi rivedremo anche appunto il momento proprio del crollo delle torri. L'abbattimento delle torri in diretta su Tele 4. Su Tele 4. Sono sbloccati i fondi per Servola, la gara d'appalto entro giugno, aggiunte altre risorse, posticipata la scadenza del finanziamento da 180 milioni. Decisiva la riunione di ieri con Roma, l'ha annunciato il presidente della regione Fedriga, tutto instradato al meglio. Insomma, come sta andando questa operazione nata nel lontano 2020, forse anche qualcosina prima? No, è nata nel 2018. Ecco. No, allora no, è stato corretto l'articolo sul giornale, ma sì, io avrei avuto piacere magari che si completasse dicendo qual era il percorso effettivo, visto che il bravo giornalista che l'ha scritto ha seguito metro per metro quel percorso, perché non so se ci fosse stata un'altra giunta o un altro assessore, se la Ferriera oggi sarebbe chiusa. E non lo dico per il mio ego personale, perché sapete, chi fa politica gli basta un grazie per strada, quando dopo 20 anni mi vengono a dire che per esempio da Presidente della provincia abbiamo fatto contente molte persone, mi ricordo con il pane e la rosa mi vengono a dire grazie che i miei nonni gli portate a casa un sorriso, un fiore e l'assistenza. Ecco, a noi basta questo.
E quindi lo dico proprio per sgomberare il campo da ogni velleità personale, perché, ripeto, politica si fa, secondo il mio punto di vista, come missione, no? Io ho avuto già tante soddisfazioni nella vita, ho fatto l'imprenditore, sono stato fortunato e quindi quando dico non grazie è più che sufficiente. Tante volte questo non succede perché, come diceva Andreotti, no? La riconoscenza è un sentimento del giorno prima. E quindi abbiamo iniziato un percorso perché ci credevamo nel 2018. Io ho avuto anche delle diffide da parte dell'avvocato del gruppo Arvedi di Chirurgia Triestina, perché andavano a dire: se tu continui a dire che vuoi chiudere la Ferriera, noi ti facciamo causa perché l'azienda ha un valore, e infatti avevano ragione, e se tu vai a dire che la vuoi chiudere, questa azienda non vale più niente. E quindi ti diffidiamo da continuare con questo tuo atteggiamento. Io come risultato ottennero soltanto che mi recai del mio broker assicurativo e feci rinforzare le mie polizze assicurative con parecchi milioni di richieste di risarcimento di eventuali danni, e continuai imperterrito per quello che ritenevo sia giusto per Trieste, cioè portare avanti una politica che andava nel senso di risanamento ambientale. La Ferriera era un manufatto del 1800, di fine 800, che inquinava, anche se restava nei parametri di legge. Non sempre, per l'imbrattamento andava oltre, ma per l'inquinamento atmosferico gli sforamenti erano tali, c'erano, ma che non compromettevano le autorizzazioni e quindi poteva tranquillamente andare avanti. Mi domando se ci fosse stato un altro assessore, un'altra giunta, se la Ferriera oggi sarebbe aperta o chiusa. Ecco questo. Iniziai questo percorso, gli avvocati mi diffidarono, andai avanti in maniera molto pesante, molto aspra. Ci trovammo il 29 marzo del 19 al gruppo Finarvedi di Cremona, iniziamo in maniera molto brusca e molto così acida da parte cordiale, di Arvedi, mi liquidò con delle battute: cosa vuole, insomma, lei in fin dei conti è solo un assessore regionale. Io ho parlato con Renzi e la Serracchiani prima, che mi hanno dato delle garanzie, poi adesso ho parlato con Federica e quella volta c'era il governo Conte, no? E quindi dico: lei, Conte due di briscole, insomma, come dire, cosa vuole da me, no? E io ho detto: va bene, se lei la pensa così mi alzo e me ne vado. L'unica cosa volevo dirle è che sulla mia scrivania ci sono tutte le autorizzazioni della Ferriera, quindi sappiate che dovete essere non notarili di più. A che ha capito che forse il due di briscola non contavo, e allora a miti consigli andammo, e dopo 2 ore di colloquio ci lasciammo in maniera molto cordiale, con posizioni molto diverse, molto distanti, ma molto cordiale, con grande rispetto. E questo iniziò un percorso non di scontro ma di confronto con l'azienda, e quindi andare a dire: tu, questa azienda per la nostra città, per la nostra regione non va bene, devi riconvertirla e lo Stato ti darà delle risorse economiche e degli ammortizzatori in maniera che tu non ci rimetta, magari anche ci guadagni. Arvedi ha fatto 2 calcoli e nel giugno-luglio dello stesso anno mi diede verbalmente delle garanzie. Io venni proprio qui a Tele4 con Avarino e dissi che la Ferriera non sarebbe entrata nella campagna elettorale del 21 per le elezioni comunali. Tutti mi risero in faccia. Un mese dopo, quando mi chiesero conto della situazione, dissi che lavoravo sotto traccia, mi presero in giro su Facebook dicendo: vai a fare l'elettricista. E sapevo che in agosto, anzi un po' prima di agosto, durante una visita di Arvedi qua in occasione di un funerale di un suo direttore, a cui era molto legato, in maniera era molto commosso, molto emozionato, e mi abbracciò e mi disse: Fabio, anzi non ci diamo del tu, ci diamo del lei, ci diamo del lei. Mi disse: faccio come dice lei, facciamo le conversioni. Dopo le vacanze scambiamoci delle lettere. A fine agosto inviai una lettera, non so se l'avete da qualche parte. Io inviai una lettera ad Arvedi dicendo, e lui mi rispose con questa lettera il giorno dopo, era concordato ovviamente, non è che uno decide di chiudere un'azienda del 1800 in un giorno, e quella lettera, come vedete, sottolineato in azzurro, c'è scritto che accettava la mia proposta di riconversione della Ferriera. Questo succedeva alla fine del mese di agosto. Lui fu molto deluso, poi comunque perché considerava appunto di aver fatto bene per
per il territorio. Io penso che lui ha fatto bene per l'Arvedi, certamente, ha preso un ecomostro che inquinava, l'ha messo un po' in ordine, però è come prendere una vecchia balilla, la puoi mettere a posto finché vuoi, ma farla circolare sulle strade di oggi è pericolosissimo, e quindi vale la stessa cosa per la fabbrica della Ferriera. E iniziò questo percorso di riconversione. Ecco, qui vediamo, mi pare, il momento in cui Premetti nel 23, pensate, 2 anni dopo, siamo riusciti a riconvertire tutto. Cioè, è un record che il ministro delle attività produttive Adolfo Urso cita ovunque come esempio di buon governo, fare in così tanto velocemente. Un'operazione di questo tipo è veramente incredibile. E quindi qua sono i fuochi, che si poteva fare anche meno di farli, ecco, questo è l'unico neo. Ecco. Non li abbiamo organizzati noi, siamo rimasti, comunque si festeggia non si sa cosa, ecco, diciamo che ci stava la chiusura, ecco, il 18... Ecco, qui questo è quello... insomma, no, quello però sono 2 cose diverse, i fuochi d'artificio e l'altro, Sì. Strano che siano nello stesso filmato. Comunque, a settembre del 22 ci fu questo uno degli atti finali, i fuochi, ripeto, organizzati appunto mi pare dall'azienda o da chi stava facendo, o forse da chi stava facendo le bonifiche, adesso non ricordo chi li ha organizzati. Secondo me non c'era da fare i fuochi d'artificio, l'ho detto subito, perché comunque un'azienda dove la gente ha lasciato sudore, insomma, si è ammalata, quindi non era da fare i fuochi d'artificio, e così tanti soprattutto. Era da celebrare il momento che sono cadute le torri, quello l'abbiamo fatto, è stato documentato a Tele 4 in maniera adeguata. Quindi tutto questo è stato fatto, e poi io, che sono onesto intellettualmente, almeno questa presunzione qui, un mese dopo che ci mettemmo d'accordo con Arvedi per cambiare la destinazione di quell'area, arrivò il governo Conte 2, cambiò ministro dal Ministero delle attività produttive da Di Maio, che fino a quel momento non avevo mai visto, passò all'amico perché siamo amici, Stefano Patuanelli, no? Ci condividiamo l'amore per il basket, e non solo, è un rispetto importante per la nostra attività. Arrivò Stefano, con cui sfilammo tempo prima per la chiusura della Ferriera, insieme, nel 2016 mi pare, o 2017, e quindi condivivamo esattamente, e quindi il treno che era già avviato, era già un Freccia bianca, è diventato un Freccia rossa, e abbiamo chiuso la riconversione in tempo record. Ecco, questo è la storia, quindi ripeto, e adesso, insomma, non c'è nessun problema che mettano il nome di Fabio Scoccimarro o meno, però sai, ripeto, fa piacere quando qualcuno per strada ti riconosce che hai fatto qualcosa, e dispiace quando qualcuno non racconta nel verso giusto. Non è il caso dell'articolo del Piccolo, che ha scritto correttamente tutto, per amor di Dio, salvo questi piccoli particolari di cui lui era a conoscenza, però magari sono quasi dei gossip che vi ho raccontato rispetto a quello che è successo tipo all'interno delle segrete stanze di Finarvedi. Difatti, la volta dopo che andammo a Finarvedi, venne anche il presidente Fedriga, abituato a vedere il caratteraccio permettetemi il termine, di Arvedi. Allora, e invece ci accolse veramente in maniera del tutto cordiale e con ospitalità squisita. Ma cosa è successo? Insomma, avevamo solo toccato le corde giuste. Mi sono informato su che tipo fosse il cavaliere Arvedi, un uomo di valori, di principi, vecchia maniera, molto credente, molto religioso. Insomma, quindi conoscendo la persona sono riuscito a toccare le corde giuste. Insomma, uno dei pochi pregi che ho è questo. Ecco. Vabbè, insomma, dai, è stato un lavoro davvero importante, e adesso, insomma, può andare avanti, come abbiamo visto oggi sul giornale, grazie proprio a questo principio, no? Sì. Allora, c'è una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, dottoressa Buccarella. Buongiorno. Sono il solito Maurizio. Senta, niente, ho seguito con interesse il discorso fatto dall'assessore all'ambiente Scoccimarro, e gli faccio complimenti per la sua scrupolosità. Grazie. Però io volevo approfittare per parlare di ben altro, avere semmai un consiglio anche
dell'assessore. Allora, questo che io sono un po' una piaga, non so se mi conosce, però su questi miei problemi, allora io cerco di essere chiaro per quello che posso. Io cambio cooperativa perché sono sovvenzionato questa cooperativa e non so se sono già, non fanno niente quasi. E tutto quello che sono tenuti, io sono diciamo in parte abbandonato. Questi sono dei fondi che vengono stanziati, ma chi controlla queste cose? Se l'assessore mi dice a chi devo rivolgere, chi posso chiamare, chi posso scrivere, perché sono stufo. Ecco, questo volevo. Non ha capito l'assessore. Io non ho capito, mica, scusate, forse l'età, ma non ho capito. Non abbiamo sentito. Il problema qual è? Lei, mi scusi, provo a ridurre. Lei... Io sono un disabile, sono a casa, non mi posso muovere. Ah, ho capito, mi dispiace. Eccetera, eccetera. Sì? Sono ammalato di varie... Sì. È una cooperativa che lo viene a prendere per spostarsi, giusto? No, vengono a prendere, ma fanno dei lavori di casa che non fanno, mi scusi. E che, siccome comunque io non pago questo, ma sono interventi, pago e che non capisco, allora chi devo rivolgere, chi controlla queste persone? Cosa devo fare io, mi scusi? Allora, io ripeto, purtroppo non è la mia materia. No, però il comune, da quello che so, i servizi sociali sono in carico al comune di residenza, quindi se è residente a Trieste, il comune di Trieste. Come numeri, giusto per capirci chi sta a casa, il comune di Trieste assiste circa 20.000, mi pare, o 20 o 21.000 persone. Circa, sì, è vero. Sì, sono cooperative comunque. Sì, no, assiste, no, certo non va l'assessore competente a assistere tutti i 21.000, danno alle cooperative, danno anche ai servizi del comune questo tipo di assistenza e quindi io consiglio a tutti, quando c'è un problema di questo tipo, è bene informare Tele4 perché comunque la cosa ha una risonanza e magari uno ci pensa a mettere una toppa per non avere pubblicità negativa. Però la cosa migliore da fare, oltre a chiamare qui, la ringrazio, è mandare o lei o chi per lei, o una PEC o una raccomandata, o se la fa mandare da qualche parente, o se proprio non può fare nessuna delle tre, almeno chiamare l'ufficio relazioni con il pubblico del comune di Trieste, farsi dire con chi sta parlando, nome e cognome, e pregare di inoltrare una richiesta perché lei, non so, però la cosa migliore per chi ha la possibilità è mandare una posta elettronica, una mail certificata. Una mail normale va bene lo stesso, ma è meglio quella certificata, e una raccomandata alla vecchia maniera va bene, ma insomma poi la rintracciabilità è relativa, e quindi questo è tutto. L'ultima istanza è la telefonata che non lascia nessuna traccia, però ecco, se può una mail, una PEC, e resta una traccia di quello che lei. Io penso che comunque danno un riscontro, pur nei gravi problemi perché immaginate chi segue 20.000 persone con varie problematiche di salute, di disagio e di quant'altro, è un'opera titanica, non vorrei essere nei panni dell'assessore comunale competente, ecco. È vero, allora andiamo avanti, c'è una notizia di cronaca, non sanno dove mettere 10.000 euro, dire furtiva, forzano un cancello, rubano un'auto. Ennesimo furto in casa, è successo nella notte tra il 24 e il 25 in via degli Almerigotti, nel rione di Campanelle. I ladri hanno portato via la vettura nella quale avevano caricato una refurtiva da oltre 10.000 euro. Questa è l'ultima che troviamo sul sito di Trieste prima, un nuovo caso di cronaca. Insomma, diciamo che i numeri della delinquenza aumentano ovunque. A Trieste un pelino meglio del resto d'Italia, diciamo questo, anche in virtù della buona educazione e attenzione dei nostri concittadini, perché sono molto attenti a denunciare, a fare, quindi da questo punto di vista fanno rete con la polizia, con i carabinieri, con le forze dell'ordine, quindi questo è. Poi sono problemi ben più importanti che sono legati a fenomeni europei, mondiali, sono le immigrazioni clandestine, tutte specialmente rivolte ai minori, che quasi sempre minori non sono, e quindi
andrebbe secondo me fatto una procedura diversa per identificare i minori. Ci sono dei dati scientifici che il Burlo possiede e potrebbe mettere a disposizione, se richiesto, ovviamente non lo è, la possibilità di verificare con una perizia se sei minore o no. In base a, io non sono minimamente conoscenze mediche, però con misura delle ossa, eccetera. Ci sono delle cose che i medici sanno e ti dicono con quasi assoluta certezza se hai più o meno 18 anni. Non prenderanno il mese, ma l'anno o il biennio certamente. Quindi se uno ha 22 anni non può dire che ne ha 17, e come spesso succede. E qui è già un problema, anche perché vedere una persona che fa una rapina, il giorno dopo te lo trovi libero e te lo trovi davanti a casa di nuovo, perché sono minorenne, però non ho documenti, capito, è troppo facile. E quindi... C'è un'altra mail di Pierpaolo che scrive: buongiorno, è di ieri la notizia di un clandestino che ha aggredito una giovane nei dintorni di Piazza Goldoni in pieno giorno, incurante del fatto di essere filmato. Dove vogliamo arrivare? Allora, diciamo una cosa, questi fenomeni non li risolveremo in un giorno, neanche in un anno. I tempi saranno lunghi, ormai abbiamo avuto questa immigrazione clandestina che guaia a dire qualcosa. A me fanno pena queste persone, mi hanno educato i miei catechisti, Don Luigi, Don Fabrizio, a essere una persona buona, accogliente. Io provo pietà per queste persone, ma purtroppo non possono. Mi hanno insegnato nei catechisti che non è che devo buttare fuori di casa i miei figli e mettere altri dentro, no? Quindi, diciamo, messa in sicurezza la mia famiglia, posso togliere qualcosa a loro, no? Posso togliere un panino o una minestra, ma non è che li posso mettere alla fame ai miei figli e farlo mangiare agli altri. Ecco, certo. Questo è quello che non si è fatto, e poi diciamo chiaramente come stanno le cose. C'è anche un business dell'accoglienza. Io ho fatto un post qualche giorno fa che ha avuto un successo incredibile, non pensavo, era uno sfogo che ho fatto, perché qualche sera fa transitavo con la macchina per andare a casa in Piazza della Libertà, nel senso di Via di Miramare, e ho trovato di fronte a Piazza Libertà, davanti alla PAM, un signore disteso a terra fra l'incuranza generale di tutti. In quel momento c'erano tutti persone extracomunitarie in una piazza, la polizia li controllava, c'erano tutti questi capannelli di queste associazioni di assistenza, io li chiamo del business dell'assistenza, no? E dall'altra parte c'era questa persona, io l'ho vista per terra, e la prima cosa che vai ti fermi con l'automobile e vedi cosa è successo, ed era un signore che stava male. Ho scoperto che era più giovane di me, aveva 74 anni, triestino, nato via Baiamonti, una vita disgraziata, figlio di esuli, orfano da bambino, orfanatrofio, una vita difficile, vedovo da parecchi anni, una moglie più grande di lui, ed era lì che gemeva, sembrava che avesse mal di cuore, io ho chiamato subito i sanitari, perché non avendo esperienza medica ho fatto il bagnino, ma non è sufficiente. Insomma, non è abbastanza, insomma, però no, sono riuscito a salvare dal bagnino, ho salvato 2 persone, ma in questo caso non ero in grado di capire se c'era un infarto in corso o cose, e quindi ho chiamato i sanitari nell'indifferenza generale. Dall'altra parte devo ringraziare i sanitari che sono stati molto cortesi, molto corretti, sono arrivati in un tempo normale e hanno portato via questa persona. Nell'indifferenza generale, d'altra parte, ecco, che io ho scritto su Facebook che difetto aveva questa persona? Sì, parlava triestino e quindi non rientrava nel business dell'accoglienza. Tutto questo in Piazza Libertà, forse ho aggiunto con un po' di cattiveria, perdonatemi ogni tanto questo, che appunto, parlando in triestino, in tutti i salotti radical chic di tutti questi personaggi che vanno a lavare i piedi agli extracomunitari, magari non lo capivano. Tutto questo in Piazza Libertà, si parla della possibile recinzione, è già decisa? La recinzione, se mi permettete, è un'altra piccola chicca che dissi al sindaco e all'assessore Babuder. Avevo messo anche dei fondi a disposizione che c'erano l'altro anno per tutte le regioni, non solo per Trieste ovviamente, per fare degli ecoparchi, e quindi dissi a loro, e sembra che adesso abbiano la volontà di farlo, e quindi mi fa piacere,
che questa idea sia stata recepita e quindi anche già nel prossimo assestamento di bilancio della Regione dei prossimi mesi, in luglio, però bisogna farlo domani mattina, mettere la posta a bilancio, e se no a fine anno, però esiteranno i tempi, possiamo avere le risorse economiche per fare un ecoparco, ovvero recintare il tutto, fare delle aiuole anch'esse recintate e creare all'interno un percorso ecologico affinché, e magari gli ingressi con i tornelli. Ha risolto il problema? No, almeno comunque chi entra a Trieste ha l'immagine di una società e una città normale, e non è che arrivi a Trieste e ti trovi blindati con le luci accese e sembra di stare in guerra ogni volta che entri in Piazza Libertà la sera, no? Ecco, quindi sarebbe, sì, sposti il problema? Sì, sposti il problema, non hai risolto il problema, però almeno dai un'immagine di una città che vuole vantarsi di essere una città culturalmente elevata, turisticamente importante, con dei stili di vita elevati, come certificano le statistiche anche di ieri rispetto all'età della vita delle persone over 65, visto che rientro anch'io, sono contento di questo, no? Allora, a questo punto diamo un'immagine di chi entra in città di avere un bel ingresso, magari mettendo a posto anche lo spazio di fronte, dove c'è tutta la ghiaia all'ex teatro Palatripkovic, certo. Io avevo proposto di mettere un'elica in onore dell'inventore dell'elica, che fu Josef Ressel, boemo, certo. Ma triestino d'adozione, che per primo al mondo mise un'elica su una nave nel Golfo di Trieste quasi 200 anni fa. E quindi significativo, uno entra a Trieste e vede una bella immagine di questo ecoparco. Giri a destra e ti trovi l'elica e ti chiedi cos'è l'elica? L'elica è qualcosa che per primi al mondo i triestini hanno fatto, o i triestini d'adozione, comunque sempre la nostra città ha fatto, al mondo ha messo un'elica su una nave. Ecco, queste due cose darebbero un'immagine plastica diversa da quella che c'è oggi arrivando e dove sono arrivato, punto di domanda. Poi il problema dei clandestini e di dove mettere queste persone disgraziate, ripeto, disgraziate, c'è ed esiste ancora, esisterebbe ancora. Ed esisterebbe comunque, andrebbe risolto. Allora, sì, come ho detto, non si risolve in un giorno, in un mese, in un anno. Ci vogliono politiche lunghe, la gente, l'elettore che non è stupido, abbiamo visto ieri con le elezioni comunali in Italia, l'elettore è tutto meno che stupido, magari qualcuno lo può pensare, ma non è così, e quindi con politiche lunghe si può cercare di risolvere, perché nessuno ha la bacchetta magica. Allora, salve, chiudere l'area a caldo della Ferriera è stato un bene per tutti i cittadini, in quanto nell'arco temporale di 2 giorni la nuvola rossa posizionata perennemente sopra la città è sparita, ci scrive Riccardo, insomma ha apprezzato questa chiusura. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, poi dobbiamo andare in pubblicità. Sì, buongiorno, sono Gabriella del Largo Barriera. Gabriella, buongiorno. Mi sentite bene? Sì, sì, le sentiamo. Bene, no? Ah, non so se sentite il sottofondo, ma io chiamo per dire che, bene, che ho inquinamento, qua inquinamento acustico, perché vedo che la legge questa europea per l'inquinamento acustico in città non si cambia. È come quello della Ferriera, no? Che c'è questo, che uno batte per vedere che cada la Ferriera. Io sto battendo lo stesso per vedere se in qualche momento cambia il rumore che avete sottofondo adesso della mia voce. Non capiamo il problema, signora. Non capiamo il problema, signora, perché effettivamente... Il problema è che mi comprerò una gabbia e un uccellino, lo metterò alla mia finestra per vedere se posso sentire l'uccellino. Se l'uccellino si muore vuol dire che moriremo anche noi. Signora, ma dove abita, scusi? Largo Barriera. Io in Largo Barriera, in Via Oriani. E in questo momento è un caos, è sempre un caos, non è soltanto oggi che sono un po'. Da quanti anni abita, signora, in Via Oriani? Io sono 20 anni che abito qua, la mia vicina è morta di un cancro al polmone. La mia vicina è morta di un cancro al polmone e quindi io non vorrei finire come la mia vicina. Va bene. E non allora però lei parlava di inquinamento acustico, non inquinamento atmosferico. Sono due cose diverse. Inquinamento acustico atmosferico è la stessa cosa qua, perché in Largo Barriera... non è la stessa cosa, signora. Io Vabbè.
Io le invito a pulire le mie finestre e vedrà che io prendo 1 centimetro di polvere di tutto nero, quindi non è terra, perché quando vado a pulire le finestre di mia figlia a Barcellona, che mi tocca perché lei non le lava, perché lavora tutto il giorno. A Barcellona va a pulire le finestre? A Barcellona? A Barcellona in Sicilia o in Spagna? In Spagna, sua figlia abita in Spagna. Le pulisco anche, vado a fare la mamma, no? E Giusto. vedo le cose che la figlia non fa bene. Anche... E quindi quando pulisco le finestre della mia figlia tolgo terra, qua tolgo solamente smog. Mia figlia mi dice: Cioè, a mamma, Barcellona è tutto a posto, quindi mi stai dicendo? Scusi? A Barcellona va tutto bene, voglio dire. Abito in centro. Non dico che vado bene, però stanno facendo dei miglioramenti per togliere lo smog delle città, riducendo il traffico e mettendo più alberi, cosa che voi qua non lo state facendo. Beh, quello dice lei, signora. Questa è una sua opinione che non è vera. È la mia opinione che io ho capito, ma venire in TV al bar a parlare un tanto al chilo non è detto che sia la verità, perché io le posso portare tutte le documentazioni scientifiche, quindi non chiacchiere da bar o chiacchiere da sveglia Trieste la mattina, con tutto il rispetto della sua telefonata, però lei sta dicendo delle cose che non sono vere, perché in via Oriani certamente ha preso la casa nel punto di maggior traffico della città, quando l'ha comprata o l'ha affittata, non è che è andato a abitare in Carso in mezzo alla natura, no? Quindi lei sapeva benissimo che la via Oriani è una delle vie più trafficate della città, come Piazza Goldoni, come via Carducci. Via Carducci è una via trafficata, dove io l'ufficio e si sa, aprire le finestre nel pieno centro comporta dei rumori, però non è una novità, diciamo è appunto la conseguenza di vivere in centro. Detto questo, quindi come quelli che si lamentano del treno che gli fa rumore quando gli passa vicino a casa nelle villette di Barcola, il treno l'hanno costruito nel 1857, tu penso sia nato dopo e quando hai comprato la casa sai già che il treno ti passa là. Ecco, quindi giusto questa è la base di ogni discussione, giusto per essere chiaro e senza fare il politico che dà sempre ragione a tutti, no? Ecco, questa è la prima cosa da dire. La seconda cosa da dire è che ci sono dei rilievi scientifici, quindi se la signora o chi vuole sta a entrare nel sito dell'ARPA, si vede città per città, rione per rione, via per via, l'inquinamento acustico e l'inquinamento atmosferico. Ci sono i dati pubblicati. Insomma, tutti i dati pubblicati, quindi a venire al bar o a Tele4, che sono qua per rispondere, a dire delle cose non vere non va bene, perché sono convinto che a casa della signora ci sarà rumore e ci sarà inquinamento, però c'è rumore e inquinamento da circa 50 anni, forse anche 60, ecco. Dopodiché dai 50 anni ad oggi è diminuito il rumore, è diminuito l'inquinamento, perché le automobili sono costruite in maniera diversa e inquinano molto meno, fanno molto meno rumore, e quindi anche lo smog che viene fuori è di un altro tipo. Se poi vuole saperla tutta, sapere qual è l'inquinamento maggiore in città, in assoluto? L'inquinamento del domestico, cioè del riscaldamento. Quello è. Allora vuole chiudere il riscaldamento e stare a 10 gradi in inverno? E allora potrà ridurre, quello è. Quindi purtroppo viviamo in una società che ha i suoi pregi, le sue comodità, ci fa vivere bene, vivere a lungo, speriamo bene, no? ma anche i suoi lati negativi. Quindi, ci sono i pro e contro. Signora, se uno vuole la pace assoluta, purtroppo deve fare una scelta di vita diversa, magari abitare in campagna e l'uccellino che lei ha detto che è, quello là viverà certamente più a lungo. Forse, se non ci sarà un rapace che se lo prende, se lo mangia, perché la natura è questa. Oddio, anche in città adesso con tutta la storia sui gabbiani. Dei gabbiani sono un bel problema perché sono protetti. Sono protetti. Sono una specie protetta. Anche noi qua uno I gabbiani sono animali selvatici protetti e quindi non li puoi abbattere. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, ci vediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta, 8:43 del mattino, siamo ancora in compagnia dell'assessore Fabio Scoccimarro. Adesso fuori onda stavamo parlando del progetto, visto che siamo in estate, no? Del progetto Core. Come sta andando avanti questo bellissimo progetto di riqualificazione dell'intera linea, insomma, di costa? Sì, no? Di la linea di costa è un obbligo, perché sappiamo, in base ai dati scientifici e degli scienziati come Lorenzo Giorgi, come Filippo Giorgi, che
ha partecipato al gruppo del Nobel per la climatologia 20 anni fa, loro e lui ci dicono che la costa del Golfo di Trieste sarà la più martoriata nei prossimi decenni. Da questo presupposto scientifico ho fatto dei progetti, prima ancora delle grandi mareggiate del 23, per cui viene fuori che dobbiamo alzare assolutamente la difesa di Barcola. A questo punto ho detto, già che si fa 30, facciamo 31, oltre che mettere la difesa, quindi alzando la linea di costa per proteggere dalle mareggiate, facciamo dei baffi all'interno, delle specie di porticcioli senza barche, e ci mettiamo dentro la ghiaia da spiaggia, come a Porto Piccolo per capirci, e dove la gente potrà usufruire. Oggi, per esempio, nella pineta non c'è un accesso al mare se non 2 scalette, quindi tu prendi il sole sul marciapiede. Domani sarà i prossimi anni, quindi dal prossimo anno in poi spero che il progetto vada celermente avanti, non dipende solo dalla regione, anzi dipende soprattutto dalle autorizzazioni comunali, si potrà andare a mare direttamente anche davanti alla pineta. I topolini nell'idea progettuale verrebbero preservati ma rinforzati, quindi allungati, davanti ai topolini si potrà avere una superficie maggiore. Lungo tutta la costiera di Barcola, della litorale, della passeggiata di Barcola, ci saranno appunto questi nuovi baffi di balneazione e addirittura si pensava di fare un paio di piscine, di cui una piccola arena per pallanuoto, canoa polo, cose di questo tipo, e ovviamente la gente ogni giorno va al mare con l'acqua ovviamente di mare che ti entra dentro, certo. Un po' come era l'Ausonia una volta, che si vedevano le partite di pallanuoto estive all'Ausonia. Ecco, una cosa di questo tipo. La Regione ha già stanziato i fondi per i progetti esecutivi, quindi stiamo aspettando che il Comune, e spero che i prossimi giorni ci sia la riunione tecnica, questa settimana, la riunione tecnica fra i vertici dirigenziali della Regione e quelli del Comune, perché poi finalmente possa approdare in aula del Consiglio Comunale 8 baie protette con la valutazione il servizio di Marco Stabile, il grande Marco, eccolo qua, stiamo vedendo benissimo questo bel progetto. Ecco, questo è il progetto che non è un sogno. Enzo Iannaccone in regia che ha trovato perché la gente dice quando lo faremo? Il progetto dovrebbe partire il prossimo anno, cioè il progetto esecutivo in cui si mette come per una casa, tu fai l'idea progettuale, poi ci sono gli ingegneri che ti fanno i calcoli strutturali e mandano i disegni in comune che deve autorizzare. Ecco, noi siamo in questa fase qua. Il comune deve dare l'approvazione alla variante del piano urbanistico e un voto del Consiglio Comunale. Io spero che avvenga il più presto possibile. Dopodiché metteremo il progetto in gara, stiamo parlando di 2-3 milioni se non sbaglio, e una volta che il progetto esecutivo sarà sul tavolo, allora sapremo esattamente quanti soldi mettere a disposizione e fare a pezzetti tutta la linea di costa. Ogni anno, presumo per 4-5 anni, non lo so, non sono un ingegnere io, si andrà dal giorno dopo della Barcolana o giù di lì a Pasqua, cioè praticamente nei mesi più freddi, si andranno a fare i lavori, in maniera che in primavera e estate quel pezzetto di litorale sia usufruibile, non tutto insieme, se no si bloccherebbe Barcola per qualche anno, certo. E quindi si farà un pezzetto ogni inverno. Io sono ottimista, spero che il progetto sia messo in gara i prossimi mesi e poi si possa già nel corso del 27 affidare il primo lotto di lavori. Questo è il mio auspicio, la Regione c'è, che tutti facciano la loro parte. Chiarissimo. Allora, abbiamo intravisto anche alcune mail, allora ci sono varie mail che intervengono, vari telespettatori che intervengono sui problemi di ordine pubblico e violenze in città, sembra quasi una tragica barzelletta, dice Maria Stella, ancora atti criminosi delle solite bande del sabato sera, abbiamo visto prima il servizio di questi ristoratori, insomma, esasperati, no, da questo ripetersi degli episodi, ma è possibile eliminare in modo esemplare gli atti di questi individui o aspettiamo che qualcuno ci pensi? Questa insomma la mail
della nostra telespettatrice, dice: spostare il problema altrove? Sì, ma restituisce la piazza alla sua funzione originaria. Dà ragione insomma a quello che diceva prima l'assessore, che non è certo quella di fungere da bivacco permanente, bensì di essere a disposizione dei cittadini e dei turisti, ed offrire un'immagine decorosa della città. Ancora buongiorno, finché i carabinieri e polizia interverranno con sirene e luci lampeggianti, Maranza non li prenderanno mai, dice invece Nevio. Insomma vari interventi, mentre Renata auspica di vedere il vostro ospite, dice, come sindaco prossimamente. Queste alcune mail che abbiamo letto. Ringrazio per la stima, a me piace fare il lavoro che sto facendo, anche perché la Regione è ben amministrata, ha una buona capacità finanziaria, quindi come vedete quando abbiamo un'idea da mettere in campo poi riusciamo anche a realizzarla. Quindi io sto bene dove sto, anche se la prossima giunta purtroppo non potrò fare l'assessore regionale, perché come vale per il Presidente Federica il limite di 2 mandati, vale anche per gli assessori. Quindi non c'è terzo mandato? Non c'è terzo mandato neanche per noi, però vediamo, insomma, la Regione ha varie possibilità. Ha varie altre possibilità. Esatto, vediamo. Bene, Comunque sì, per ritornare so che il tema dell'ordine pubblico è molto sentito, e per me il problema dei minori va risolto in maniera graduale, anche perché dall'oggi al domani non lo puoi fare. Non siamo uno Stato di polizia, siamo uno Stato di diritto, e poi magari ci vorrebbe un po' più di rigidità da parte di chi deve giudicare, perché insomma prendere una alla sera e mollare la mattina è frustrante anche per le forze dell'ordine, che sono anche bravi, perché i nostri poliziotti, carabinieri, Fiamme Gialle, chiunque, anche le polizie locali, sono bravi, sono istruiti. Abbiamo visto anche in tante occasioni che la loro professionalità è elevata. Bisogna mettere in grado le forze dell'ordine di poter essere operativi, e difatti il governo nazionale lo sta già facendo, e tutelarli, perché se tu reagisci a una violenza di chi che sia, non puoi essere messo sotto processo e pagarti tu l'avvocato. Ecco, quindi questo è un bene che il governo nazionale ha sopperito, non è sufficiente, perché comunque, ripeto, provate ad andare altrove e rispondere in maniera alla polizia, insomma, specie la signora sudamericana che ha chiamato prima. Io so che in Sud America non puoi neanche guardare negli occhi un poliziotto, se no ti becchi due schiaffoni, neanche devi abbassare la testa. Ecco, questo siamo in uno stato di polizia, livelli, non va bene, però un po' più di rispetto sì, e molta più tutela delle forze dell'ordine sì. Questo sarebbe già un primo passo per poterli far lavorare meglio, più che altro per far emergere la grande professionalità di tutte le nostre forze di polizia. Quello sarebbe importante. E poi, ripeto, delle leggi che ti permettono di fare una cosa più incisiva, di identificare i minori se non hanno i documenti. È un problema loro, non è un problema della nostra società che li mette liberi. Insomma, è un problema complesso. Chiunque prometta di risolvere le cose dall'oggi al domani sa di non poterlo mantenere. Ripeto, ho detto prima, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, però se c'è la volontà di portare avanti queste politiche, allora magari un po' più di credito a chi governa si può concedere. Allora, c'è un'altra telefonata, buongiorno, chi linea con noi? Sì, un buongiorno a voi, Sergio qua. Ecco, volevo dire all'assessore che, dato si parla sempre di spiagge, come mai nessuno fa niente per fare una passeggiata a mare da Grignano, che abbiamo già la scalinata della Villa Stavropoulos che va direttamente sulla spiaggia, fino a Duina Urisina, che poi praticamente lì si dovrebbe domandare al sindaco di Duina Urisina nel proseguire la camminata a mare fino a Sistiana, come esiste anche nelle Cinque Terre. Queste camminate sulla riva del mare sono tutte sulla riva sul mare, e addirittura dove il mare arriva fino alla roccia scavano nella roccia un sentiero per far passare i pedoni, i passeggiatori diremo. Poi volevo dire, io ho telefonato varie volte per il Faro della Vittoria, che la torretta è tutta ruggine. Ho mandato 2 mail alla Capitaneria di Porto che non mi hanno neppure risposto, e qua è già una cosa grave, perché loro hanno il diritto di rispondere entro 30 giorni.
Ho parlato anche con il Russo, ho parlato con tanti assessori, tanti politici, ma nessuno ha fatto niente. Poi un'altra non cosa può fare che niente detto mi scusi ancora che finisco poi. Un'altra cosa che avevo detto lei a riguardo del monumento della Terza Armata a San Giusto, che è in condizioni pietose, che sarebbe da pulirlo e mettere a posto le pietre che si sono sollevate con le radici degli alberi, dato che lei so che lei interessano queste cose. Ecco, so che qualcosa lei non può fare, ma io sinceramente da cittadino non posso farlo. Lei che ha una carica cioè una carica politica, potrebbe farlo anche lei. Grazie e speriamo Sergio. che si faccia qualcosa. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, rispondiamo per ordine. Allora, San Giusto e le pietre, c'è già uno stanziamento messo dall'avvocato Giacomelli, capogruppo di Fratelli d'Italia, facendo una rettifica di bilancio, in fase di bilancio, a disposizione delle associazioni che curano questo, fra cui quelle d'Arma e l'associazione Parlano le Pietre, per mettere a posto tutto il Parco di Rimembranza, perché riteniamo, c'era la cerimonia dei 100 anni, domenica del Parco di Rimembranza, è giusto portare avanti il ricordo di questi giovani. Io andavo da bambino con mio padre era militare in divisa dell'aeronautica e mi mostrava questi giovani caduti. Io ero un bambino, questi avevano qualche anno più di me quando erano morti, e mi immaginavo le loro storie. Ecco, questo è andato nel dimenticatoio. Quelle volte a scuola si metteva il 4 novembre, festa nazionale, la bandiera fuori, tutti fuori dalla finestra. Tutto questo non c'è più. Allora nessuno vuole fare il revanchista o l'ultrapatriottico, però sarebbe bello che i nostri ragazzi delle elementari soprattutto, ma anche delle medie e poi delle superiori, sappiano quello che è la nostra memoria. Vale per quanto riguarda i caduti di parte italiana, vale anche, lo dico chiaramente, per i caduti di parte asburgica. La maggior parte erano triestini del 97° reggimento che stava in piazza Oberdan, che sono partiti per la guerra del 14 e nel 15 nel fronte in Galizia, e di questi c'è una targa, ma magari si è perso un po' la memoria. Ecco, quindi i caduti di tutte le parti, per avere una memoria più o meno comune, perché sappiamo che a Trieste una memoria comune non ci sarà mai, avendo ancora le ferite della Seconda Guerra Mondiale aperte, e quindi le scritte di Tito sul Carso, quindi sloveno, quindi memoria condivisa non ci sarà, però una memoria che ci sia è importante, quindi lì siamo sensibili, i fondi ci sono. Per quanto riguarda il Faro della Vittoria, no? Quello è di competenza esclusiva della Marina Militare, quindi possiamo parlare con chi vogliamo, ma è casa altrui, come dire la casa del vicino ha la porta scrostata e pitturala. No, se lui non vuole pitturarla, dico, non è. Certo, moralmente è importante farlo, e quindi verificheremo con il Ministero della Difesa e con la Marina magari questa opportunità. Vedo di ricordarmelo, non è una mia competenza, però anche a me piace vedere i monumenti della nostra città molto carini. Ultimo, non ultimo, l'amico al telefono mi ha dato un assist, parlando in termini di basket. Ai noi non avremo tempo di parlare, ma magari dopo ti accenno qualcosa del Palasport che lo rifaremo tutto bello con le luci e l'impianto audio nuovo, ma te lo dirò dopo. Certo. Beh, l'assist che mi ha dato l'amico al telefono è che l'idea di fare la camminata da Grignano a Sistiana era venuta dalla provincia prima di me, quando ero presidente, e durante il mio mandato di presidente della provincia fino al 2006. Era molto complesso, la provincia non aveva i soldi, a differenza della regione che oggi ce li ha, e soprattutto c'era una serie di problematiche relative all'attraversamento di concessioni demaniali, perché chi ha la villa e il pezzetto di mare in concessione non è che li puoi calpestare sopra, perché sì, non è vietato che tu se sei al mare ci possa andare su, magari non è che anneghi e non puoi salire sul molo, no? Ecco, quello non è vietato, però percorrerlo con un sedimento, con una passeggiata è cosa ben diversa. Quindi la cosa è abbastanza complicata, è un piccolo sogno nel cassetto che avevo quando ero presidente della provincia, ma dopo che abbiamo messo in acqua il progetto del CORE, Comune Regione, per rifare la costiera di Barcola, chissà, nel prossimo mandato della Regione 28-33 potremo passare alla fase successiva, da Barcola a Grignano, da Grignano a Duino, perché no, era molto bella e sarebbe molto carino avere questa
passeggiata ciclopedonale, e anche le forze di polizia magari con quei mezzi elettrici potrebbero fare una più attenta ricognizione di quella costa, che in questo momento, se uno vuole andare a rubare nelle villette o nelle ville della costiera, lo fa in maniera tranquilla perché non c'è nessuno che ci passa, insomma. È chiaro, quindi tornerebbe insomma utile anche a chi Sì, no, abita là, certo no? passa più Certo, gente, ma c'è anche più controllo, e comunque essendo un bene pubblico si potrebbe fare. Poi se vuoi dire il Palasport, al Palasport, che l'altro che ai noi abbiamo finito il campionato, ma abbiamo fatto comunque un campionato di vertice, va detto, e va ringraziata la squadra e soprattutto il pubblico, non per piaggeria, abbiamo un pubblico stupendo, lo dicono le statistiche. Io nella finanziaria di dicembre per quest'anno ho messo a disposizione dei fondi per rifare completamente l'impianto luci e l'impianto audio, in maniera da adeguarlo a quelli che sono i canoni delle maggiori palasport d'Europa, e che sia anche appetibile per eventi diversi dallo sport, ma anche per eventi, abbiamo visto, Champions League di pallavolo e quant'altro, e quindi in questa maniera avremo un impianto di ultimissima generazione con risparmio energetico, per cui ho messo i fondi a disposizione. Purtroppo per motivi burocratici non si è riuscito a presentare il progetto in febbraio, quando c'era il Final Four e il Final 8 a Torino di basket Coppa Italia, e quindi abbiamo dovuto rimandare adesso alla fine del campionato. Quindi il problema del blackout che si è verificato nella semifinale l'altro giorno, nella terza partita di playoff, che avrebbe rischiato di compromettere la partita. Abbiamo perso lo stesso, ma nel caso non avessimo perso, dopo 20 minuti di blackout la partita viene data persa. Ecco, quindi è una spada di Damocle che abbiamo, che sarebbe un peccato. Già l'altro anno è successo un paio di volte, quest'anno una. Tu sei là che te la giochi, magari ti devi passare il turno e stai ad andare alle finali del campionato e ti si spegne la luce e ti danno la partita persa. Ecco, questa cosa non si può fare, i soldi ci sono, e quindi avremo il Palasport con l'impianto luci e audio completamente nuovo e adeguato appunto ai migliori Palasport d'Europa. C'era anche una mail di apprezzamento da parte dell'amico Claudio Visintin, che salutiamo. Grazie Claudio, è sempre un piacere sentirlo e vederlo. E la signora. Ci fermiamo qui per quanto riguarda Fabio Scoccimarro, allora io lo ringrazio per essere stato con noi. Grazie a tutti, buona giornata a tutti. A tornare a trovarci presto, e fra poco sarà con noi Daniela Rossetti, segretaria di Azione, quindi restate con noi, a fra pochissimo. Bentornati in diretta. Diamo il buongiorno a Daniela Rossetti, segretaria di Azione. Buongiorno, ben arrivata. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Grazie di essere qui. Allora, c'è subito una telefonata in arrivo, Okay. Allora la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Fischio c'è. Pronto? No, è caduta la linea. Invitiamo eventualmente a richiamarci, insomma c'è sempre nel passaggio, no, tra un ospite e l'altro un po' di difficoltà, qualche volta succede. Allora, stavamo così parlando fuori onda, commentando le varie notizie, e dicendo che insomma tiene ancora molto banco la sicurezza in città, no? Perché Purtroppo. anche ieri siamo tornati a vedere e a intervistare i ristoratori, i gestori dei locali della zona della cosiddetta Bovida, insomma triestina, con tutti i problemi che si stanno verificando con queste risse notturne. Sì, ormai è quasi quotidiano. È quasi quotidiano, purtroppo. almeno perlomeno ogni fine settimana, insomma c'è un episodio, no? Poi si parlava prima con l'assessore Scoccimarro del tema di Piazza Libertà, quindi tutto il tema legato invece alla sicurezza in quel luogo, l'idea di recintarla. Lui sosteneva insomma questa scelta, che poi è stata la scelta del comune, no? di recintarla. Che io trovo abbastanza non è d'accordo. Inutile, sì, non sono particolarmente d'accordo, la trovo abbastanza inutile e la trovo anche abbastanza offensiva nei confronti dei triestini. Inutile perché
ok, recintiamo lì, dopodiché questi non è che spariscono, si spostano, non è che svaniscono nel nulla. Per cui non credo sia una gran trovata. Purtroppo la delinquenza, abbiamo visto, c'è un po' ovunque, ci sono delinquenze diverse, diciamo, perché Piazza Libertà è un tema più legato all'immigrazione, mentre invece quello che succede in altre zone della città, varie zone della città, è più un tema legato a bande di ragazzini miste tra italiani, seconde generazioni, è una situazione completamente diversa. Allora, recintare Piazza Libertà va bene, ok, la chiudiamo di notte, a parte che spendiamo un sacco di soldi, perché spendiamo 1,2 milioni dei nostri soldi che potrebbero essere investiti in cose magari più utili per i cittadini di Trieste. Però supponiamo anche di fare quella cosa lì, cosa succede? Abbiamo già chiuso i magazzini in Portovecchio, abbiamo messo i cartelli multilingue dicendo che non si può entrare. Io ho fatto una foto al cartello su un magazzino in Portovecchio e dietro una persona che chiaramente stava nel magazzino. Quindi non è che se uno mette un cartello, mette un recinto, la zona diventa inviolabile. O uno fa un recinto di 5 metri col filo spinato, le telecamere, una specie di carcere e allora vabbè diventa zona militare, ok. Ma se no, anche giardin pubblico. Giardin pubblico è recintato, certo, ma uno però passa molto facilmente, infatti di notte dentro ci sono persone e lì c'è pure la polizia urbana, quindi sì, in qualche modo, una sorveglianza, ecco. Dovrebbe essere il posto più sicuro al mondo e non è così. Quindi il recinto non funziona, è un annuncio per dire guardate stiamo facendo qualcosa, ma non ha efficacia. Se le persone non vanno lì si spostano, si sono spostate da Portovecchio parzialmente, se le mandiamo via da là vanno da un'altra parte. Allora il problema non è mettere la polvere sotto il tappeto e cercare di nascondere le cose, il problema è cercare di risolverle. Allora i cittadini eleggono il sindaco e poi il sindaco nomina la giunta, eleggono un consiglio comunale eccetera, per risolvere i problemi, non per annunciare cose che sperabilmente, potenzialmente, forse potrebbero dare l'impressione di risolverli. Altro è la delinquenza, diciamo quella dei fine settimana, di ragazzi che bevono, le risse, eccetera. E quella è una cosa completamente diversa. Poi l'esasperazione anche di chi risiede in quelle zone, ma anche di chi gestisce questi locali e poi si vede spaccati i tavolini, le sedie, le vetrine, insomma. Perché sono vittime assolute e loro non possono fare nulla. Allora, questo è un fenomeno a cui non eravamo abituati, è un fenomeno che oggettivamente non è tipico triestino, è abbastanza purtroppo diffuso. Per risolvere un problema bisognerebbe capire quali sono le cause del problema. Secondo me le cause stanno nel fatto che c'è tanta frustrazione in giro, tanta rabbia, tanta paura, una situazione economica instabile, famiglie che sono in difficoltà economica, in difficoltà sociale, famiglie in cui magari i genitori sono separati, divorziati, socialmente fragili e quindi sti ragazzi non hanno punti di riferimento, non ci sono più punti di riferimento perché la famiglia è debole, la scuola è in difficoltà perché si trova a gestire tutto questo carico di fragilità sociali e la scuola non dovrebbe fare quello, almeno non a tempo pieno. Mancano poi la Chiesa, la religione, non è più un punto di riferimento, per cui questi ragazzini si trovano un po' persi, un po' lasciati a loro stessi, con i loro problemi, no? E quindi c'è una voglia di rivalsa, una rabbia, una voglia anche di distruzione e autodistruzione, perché poi appunto si riprendono, poi con le riprese è facile identificarli, per cui c'è anche il fatto, quasi una sfida alle forze dell'ordine, io sono qua, venite a prendermi, tanto non mi potete fare nulla, no? Chiaro. Allora, cosa fare? È un problema enorme, è difficilissimo da risolvere e sicuramente non è una cosa che si risolve in 2 minuti. Secondo me bisognerebbe puntare tantissimo su tutte quelle attività educative
che danno a questi ragazzi dei punti di riferimento, delle regole, la capacità di gestire la socialità, e penso allo sport. Sport gratuito, non facilitato. Sono molto costosi, no? Esatto, sono molto costosi. Certo. Allora, nello sport una persona impara intanto si sfoga, proprio fisicamente si sfoga, e quello è importante. È già un passaggio, no? Esatto, è già un passaggio. Sì. Secondo, impara a relazionarsi con gli altri, impara a rispettare delle regole, impara a capire che c'è un giudice terzo che gli dice no, guarda che questo non lo puoi fare, e non lo puoi fare perché sennò esci, vieni espulso. Quindi ha un insegnamento e un valore importante lo sport. Altra attività che secondo me è fondamentale, andrebbe, adesso la metto così, non credo sia fattibile, ma insomma idealmente rendere obbligatorio per tutti, lo dico appunto così come buttad, sì, lo scautismo. Lo scautismo. Lo scautismo è anche lì, si impara a stare con gli altri, a relazionarsi con gli altri. Il senso della solidarietà, perché quando tu sei fuori in montagna, in una tenda e piove, e devi arrangiarti e devi aiutare chi è in difficoltà, perché si va avanti solo insieme, non si possono lasciare indietro le persone. Le regole, l'arte d'arrangiarsi, il rispetto per gli altri, per le persone, per la natura. Quindi secondo me lo scautismo è veramente un luogo in cui vengono insegnati, sempre anche lì sfogandosi, divertendosi, giocando, no? Quindi in modo positivo, ma vengono insegnati i valori fondamentali che forse si stanno un po' perdendo. E siccome questi ragazzi non hanno più punti di riferimento, perché questo secondo me è il problema fondamentale, in una organizzazione tipo lo scout, tipo i vari gruppi di scout che esistono, lì si trovano i capi, si trova il gruppo, ed è un gruppo sano, non è il gruppo in cui vai a bere alla sera per spaccare tutto, menarsi e via. Quindi il pubblico, quindi i politici, il comune, la regione, ma anche lo Stato, dovrebbero investire, secondo me, tantissimi soldi a supporto di associazioni tipo gli scout e a supporto di attività sportive. Per renderle accessibili a tutti, fare la pubblicità, far provare a sti ragazzi vari sport, varie opzioni. E ci sono paesi che l'hanno fatto. Certo. La Danimarca, per esempio, ha fatto un'azione di questo tipo qui, aveva gli stessi problemi. Investendo molto in questo. Investito molto sullo sport e la situazione è cambiata. È chiaro che ci vuole un po' di tempo, ma se mai si inizia, mai si arriva. Bisognerebbe iniziare. Allora, c'è una vignetta di Marco Inglaro, la facciamo vedere. Non si parla più niente di tutti i progetti e i cantieri, siamo entrati in una nuova era geologica, quella delle elezioni. Con il sorriso ci porta al tema del prossimo anno, no? Qui in città perlomeno. Dopodiché per le elezioni di cantieri oggi si parla molto, no? Perché ce ne sono tanti, insomma, sono fioriti con i primi caldi e quindi qualche difficoltà, insomma. E con l'avvicinarsi anche delle elezioni, secondo me. Anche delle elezioni. Quindi insomma è bene che si facciano le cose, i lavori che devono essere fatti vanno fatti il prima possibile, se si fanno adesso bene, anche se si sarebbero potuti fare qualche anno fa niente, facciamoli, dopodiché alle elezioni spero che tutti si ricordino quanto tempo ci abbiamo messo per fare le varie cose, come sono state gestite, perché non si sono fatte o si sono fatte in ritardo, eccetera, eccetera. Perché poi quando andiamo a scegliere la classe dirigente, le persone che andranno ad amministrare questa città, è importante avere la memoria e ricordarsi tutta una serie di passaggi e di cose che secondo me sono abbastanza chiare. Insomma, gli ultimi 5 anni di amministrazione della Giunta di Piazza sono abbastanza fallimentari, direi, sotto tanti punti di vista, le opere pubbliche, la gestione della sicurezza. Il centrodestra continua a dire che, mi ricordo che all'ultima campagna elettorale, 5 anni fa, il nostro sindaco diceva che la sicurezza a Trieste non è assolutamente un problema. Allora,
chi gestisce le cose deve guardare un po', deve riuscire a vedere un po' avanti, perché la pianificazione non si fa oggi per fra 2 minuti, ma si fa oggi per fra 1 anno, 5 anni. Ci sono cose che richiedono tempo. Quindi chi amministra deve essere capace di vedere un po' più in là. I segni di un inizio, di situazioni critiche all'interno del nostro territorio c'erano tutti. Allora, se in quel momento avessimo iniziato a fare, o addirittura prima, ma insomma almeno in quel momento avessimo iniziato a fare tutta una serie di cose per favorire l'inclusione sociale, eccetera, forse oggi non staremmo nelle condizioni in cui siamo. Di cui parliamo quotidianamente. Parlo anche degli educatori di strada, contro cui loro si scagliano regolarmente. Allora, avere delle persone formate che riescono ad andare in strada a parlare con ragazzini, ma anche adulti, persone che vivono un po' ai bordi della società, e riuscire a conoscerli, a capire che tipo di persone sono, a coinvolgerli in progetti positivi e non distruttivi, forse sarebbe stato utile. Certo che costano, ma se vogliamo risolvere i problemi qualche soldino bisogna metterlo. Investirlo. Allora, c'è la telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Daniela. Daniela, buongiorno. Sì, volevo chiamare prima, però non sono riuscita a prendere la linea, però volevo lo stesso un'opinione della sua ospite, anche per sapere come la pensa. Siccome quando chiamiamo, quei pochi che chiamano su questo argomento sono parecchio snobbati, volevo chiedere alla sua ospite gentilmente cosa ne pensa lei, e se sa che è stato depositato il DDL Cieli Blu, perché è stato depositato, sono sicura di questo, dove si tratta praticamente, non chiamiamole scie chimiche, chiamiamo quello che gli aerei buttano fuori, che loro dicono che sono scie di condensa. E io ho trovato un documento del Senato della Repubblica, quindi non sto parlando cose a vanvera, e ho il numero della legislatura, ma non sto qua perché molto probabilmente non so se lo conosce, dove si dice che praticamente nel 2002 l'Italia ha firmato un accordo bilaterale sulla ricerca climatica con Franco Prodi, nel 2003 il ministro Martino ha autorizzato le forze aeree USA a sorvolare gli spazi aerei italiani. Le sostanze che lanciano, che buttano, come volete chiamarle, sono tossiche e sono composti da metalli, polimeri, silicati. Siccome ogni volta che io dico questo, poi veniamo, io e anche un'altra signora chiamata, diciamo snobbati, sembra che a noi questo non tocchi, ma siccome siamo in Italia, e Trieste fa parte dell'Italia, facciamo, signora Daniela, mi scusi, dobbiamo andare in pubblicità, le facciamo rispondere subito dopo, una brevissima pausa, va bene? Grazie. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci in diretta in compagnia della nostra ospite Daniela Rossetti, che è qui con noi, segretaria, lo ricordo, di Azione, sta così ascoltando le vostre telefonate, insomma, la signora prima chiedeva di questo protocollo. Appunto, allora io non ne abbiamo notizia, no? No, allora io ammetto che non conosco questo documento del Senato di cui la signora parla. E io sono sempre disponibile poi a interagire con chiunque, anzi vi dico, se avete qualche domanda, qualcosa, il mio indirizzo mail è Daniela Rossetti, tutto attaccato, Daniela Rossetti @hotmail.it. Quindi mi scrivete e dopo vediamo, insomma, di incontrarci, di interagire in un qualche modo di persona. Non conosco questo documento di cui parlava, io personalmente sono poco propensa a ipotizzare complotti o cose di questo tipo, che gli aerei rilascino in cielo sostanze pericolose, e questo purtroppo capita con tutti gli aerei, non solo gli aerei militari statunitensi ma anche quelli civili italiani, capita con le navi, capita con le macchine, no? Capita con i motorini. Purtroppo l'inquinamento sono sostanze tossiche che vengono rilasciate nell'ambiente per la combustione di idrocarburi, eccetera. Se invece fa riferimento ad altro non sono a conoscenza, penso e spero che non sia nulla di rilevante, ma se la signora pensa che ci sia veramente qualcosa di importante,
e faccia denuncia, perché insomma è importante che poi queste cose venga dato un seguito. Così a me sembrerebbe strano, ecco, non mi definisco complottista, non ho mai avuto, diciamo, sospetti di questo tipo. Poi tutto può succedere nella vita. Sono molto agnostica sotto tutti i punti di vista, quindi... Allora, Giuliano ci scrive: buongiorno, volevo segnalare in via Rossetti la strada con buche pericolose per la circolazione dei motocicli. Ma Giuliano, ma c'ha ragione, c'ha ragione, e non è solo via Rossetti, è un po' parecchio diffusa questa cosa qua. Io non uso motorini, non uso biciclette, però immagino che sia veramente un piccolo corso di sopravvivenza andare in giro per Trieste con un mezzo a 2 ruote, anche perché alcune buche sono veramente proprio buche, non sono solo rattoppi di asfalto messo male, ma sono proprio buche. E la situazione secondo me andrebbe sanata molto velocemente, molto rapidamente, però il comune dice che invece l'asfaltatura delle strade anzi è molto buona e va bene così, che loro stanno lavorando, che stanno facendo, che non esiste il problema. E secondo me, appunto, io sono assolutamente d'accordo col telespettatore che dice, fa l'esempio di via Rossetti, ma insomma di esempi se ne potrebbero fare tantissimi altri, no? Girando per città. Insomma, chiunque gira un po' per città vede, se uno esce di casa indifferentemente da dove sta, più o meno entro qualche centinaio di metri vedrà qualche buca, quindi insomma... Allora, c'è Davide che ci scrive invece, tornando all'argomento di prima, recintare un luogo pubblico e chiuderlo, dice Davide, sembra fatto apposta per creare nuove fattispecie di reato, aumentando le statistiche di stranieri che delinquono, non risolvendo il problema ma avendo dati per le prossime campagne elettorali. Questa è l'analisi di Davide. Insomma, può essere, ma se poi i dati su cui si basa una campagna elettorale, su cui noi andiamo a votare, sono questi, stiamo veramente parlando del nulla, però sono d'accordo, ha ragione nel dire che recintare non ha nessun senso, anche perché sennò allora si spostano in una strada vicino, in una via vicino, recintiamo anche quella, poi recintiamo, alla fine recintiamo tutto, facciamo un mega grande recinto, anzi a questo punto facciamo un recinto per i triestini, mettiamo dentro i triestini, stiamo dentro. Mi sembra veramente la soluzione non può essere recintare. Dai, chiunque abbia un minimo di buonsenso e un po' di onestà intellettuale, secondo me, non può immaginare che recintare una piazza risolva il problema della delinquenza a Trieste, come non lo risolveva le zone rosse, come non l'ha risolto le nuove forze di polizia che sono arrivate. Sentivo l'altra sera a Ring, c'era Martini che diceva che no, perché abbiamo 59 nuovi poliziotti sulla frontiera. È un falso assoluto. Quelle 59 persone, a parte che stanno sulla frontiera e in città ne sono arrivati 0 di nuovi poliziotti, nuovi agenti di polizia. Quindi anche questa situazione di delinquenza in città è dovuta al fatto che le forze di polizia diminuiscono, diminuiscono. Sulla frontiera sono stati mandati 59 persone, però non in più, sono stati mandati a sostituzione di quelli che c'erano. Allora, come funzionava prima? Prima c'erano dei poliziotti che venivano mandati in trasferta, diciamo, stavano 2 settimane e poi se ne tornavano a casa loro perché arrivavano da varie parti d'Italia. Questi invece sono mandati in pianta stabile. Quindi il numero è lo stesso, però la copertura sarà minore, perché questi qui potranno godere giustamente di ferie, di permessi, di malattia, eccetera. E quindi la copertura totale sarà minore, quindi abbiamo diminuito la copertura sulla frontiera. Oltretutto, insisto, controlliamo 4 valichi su 23, 4 su 23, 19 restano completamente scoperti. Quindi questa narrazione dell'aumento delle forze di polizia per controllare la sicurezza
è proprio un falso. Il ministro Piantedosi però l'ha riconfermato, no? Ha detto andremo avanti perché i risultati sono buoni. Questo è stato I risultati sono buoni, non mi sembra, cioè a giudicare dalle cronache non mi sembra che i risultati siano proprio ottimi. E anche qui dico, ma se i risultati sono questi, ma forse ti verrà il dubbio che stai sbagliando qualcosa nella gestione del fenomeno, che forse devi fare qualcosa di diverso, che forse quello che stai facendo non sta funzionando. Magari va bene quello che stai facendo, ma ci devi mettere vicino anche qualcos'altro. Insomma, le cronache cittadine mi sembrano evidenti. No? Parlano da sole. Allora, una telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno dottoressa Buccarella, a lei e alla sua ospite, sono Maurizio. Buongiorno Maurizio. Allora, io chiamo per due motivi, ossia due argomenti. Una è una riflessione, la seconda è una paura. Io purtroppo ho un brutto carattere, penso, e oggi non va di moda, per cui lei ride, però lei ma io la capisco perché credo di avere lo stesso carattere suo. Le dico subito dove quella che è la riflessione, no? A pensar male si fa peccato, però spesso ci si azzecca, diceva Andreotti. Allora, pensate che bella la recinzione di Piazza Libertà, che comoda, nessuno parla più della Gabinovia. Abbiamo spostato l'interesse di noi popolari, del popolo, perché noi del popolo riusciamo a seguire un argomento solo alla volta, due è troppo, abbiamo un neurone solo, ecco, per cui non si parla più della Gabinovia. Ecco, abbiamo ottenuto il primo vantaggio. Secondo, io ho paura di quello che sta succedendo a Trieste, ma non per quattro maranza. Io ho paura per quello che stanno facendo di quella enorme, che penso sarà la più grande speculazione edilizia che la nostra regione abbia mai visto. Si chiama Porto. Porto Vecchio. Perché secondo me, questa è la mia idea, là viene fatto tutto questo per fare dei mega appartamenti vista mare, come hanno fatto fino ad oggi, su tante parti di Trieste, dove noi poveri triestini, che magari i nostri figli fanno i camerieri a 1.100 euro al mese, una casa da 500.000 euro non potremo mai comprarcela. È quello che hanno fatto fino adesso. Ma noi non possiamo opporci, perché chi ci comanda non governa, loro ci comandano, non ci dà possibilità di esprimerci. L'hanno fatto vedere con la Gabinovia. Sono state fatte proteste, non entro destra o sinistra, non mi interessa. Trieste che venga comandata, gestita da chi volete, basta che risolva i problemi. Ecco, questa è la prima cosa, la più brutta, no? Ecco, come dimostriamo che non gliene è fregato niente la Gabinovia? E adesso col macello di Prosecco ha 1.300 abitanti, 750 hanno firmato contro, vuol dire più del 50%, come se a Trieste con 200.000 abitanti 100.000 firmassero una petizione. Non guardate il numero, 750 è piccolo, fate la proporzione col numero degli abitanti. Pensate, Trieste 200.000, 100.000 firmano contro. Ecco, se ne fregano, vanno avanti, e quando cerchiamo di parlare, come ho cercato quando ho telefonato qua una volta, che sono rompiballe io, però quando ho telefonato mi sono sentito dire noi abbiamo vinto le elezioni, noi governiamo. Ecco, ho capito, era nei nostri programmi. Guarda che il macello del Prosecco non era nei programmi. Non era nei programmi, capito, ecco, Maurizio. Allora, insomma, chiarissima la sua riflessione, anche quello che paventa, no? Allora, grazie della telefonata. No, grazie davvero, anche perché io sottoscrivo praticamente tutto al 100%. Quello che ha detto. Ok, quindi vi trovate d'accordo perfettamente su questa analisi. Sì, sul brutto carattere anche. Sul dire le cose come stanno anche, sul fatto che non ha importanza chi governa, basta che risolva i problemi anche, sul fatto dell'arroganza di dire noi abbiamo vinto e quindi facciamo quello che vogliamo, è una cosa che trovo inaccettabile. Perché è giusto che chi vince ha la responsabilità di governare, e questo è fondamentale, altrimenti non ha nessun senso fare le elezioni. Ha la responsabilità di governare, e responsabilità vuol dire anche ascoltare chi la pensa diversamente. Si ascoltano tutti
si basano le decisioni sui numeri, su dati e non su sensazioni, anche perché di solito si investono dei soldi e i soldi sono quelli dei cittadini, non del sindaco, e poi però chi governa ha la responsabilità di decidere, di fare sintesi e di decidere. Però l'ascolto è fondamentale, il coinvolgimento, la spiegazione delle posizioni, eccetera. Poi non sempre si riuscirà a convincere tutti, è ovvio, però questi passaggi vanno fatti. Sul diversivo, recintiamo la piazza così si parla d'altro, sì, sicuramente potrebbe essere, resta il fatto però che la criminalità, la delinquenza, eccetera, sono un problema oggettivo che sta vivendo Trieste in questi anni, quindi non penso che tutto ciò venga alimentato, che le risse, diciamo, dei Maranza siano create ad hoc, per non parlare di Cabinovia, purtroppo quelle ci sono. Vero è che invece l'immigrazione viene gestita da una parte e dall'altra molto in modo pregiudiziale e abbastanza da campagna elettorale, quindi su quello bisognerebbe essere tutti molto più seri, affrontare il tema in modo un po' più strutturato e più serio. Portovecchio sono d'accordissimo al 1000%. Speculazione edilizia, insomma. Temo anch'io che lì ci sia un privato che giustamente in quanto privato vuole fare il business e un pubblico che non riesce o non vuole o non gli interessa fare diciamo il bene per i propri cittadini, fare le scelte giuste e gestire le cose nel modo corretto. Noi abbiamo due esempi che sono Porto Piccolo e Porto San Rocco, da una parte e dall'altra della città. Porto Piccolo è secondo me abbastanza simile come situazione, non ha il recupero di un'area storicamente con un valore enorme, che invece Portovecchio ha, però alla fine comunque si tratta di una marina, la spiaggia, gli appartamenti, la zona insomma, residenziale, quindi è abbastanza simile rispetto al progetto che è stato proposto da Costim, però cioè, se ci andate, se non ci siete stati ultimamente vi invito a fare un giro, è un posto morto, è completamente morto. Ci sono appartamenti che vengono usati quei 2 settimane all'anno, negozi sono spariti completamente perché con quella quantità di persone non riescono a vivere, all'inizio c'erano dei negozi, adesso non ci sono più, ed è un posto completamente disabitato, deserto. E io temo fortemente che il nostro Portovecchio diventi una copia di quella cosa lì. E questo sarebbe, ha ragione, il telespettatore, sarebbe un peccato, direi quasi mortale, perché è veramente una zona di altissimo valore in centro città, praticamente in centro città, certo, che ha un'occasione, perché non è che poi dici, dopo qualche mese dici, ah no, beh, forse la scelta non era quella giusta, rifacciamo, dai, reinventiamoci qualcosa. No, ci vorranno chissà altri 50 anni. Per cui è fondamentale pensarla bene prima e spero che non siamo già tardi rispetto alle scelte fatte. Sul macello poi ultima cosa, ecco, macello di Prosecco, lì forse c'è questa protesta popolare dei cittadini, insomma, che non vogliono questo macello a Prosecco. Sì, lì non entro proprio nel merito del macello perché non conosco benissimo le esigenze, i numeri, eccetera. Faccio una considerazione più generale. È chiaro che quel macello non serve gli abitanti di quel paese, ok? Serve una comunità più ampia. Quindi non si può confrontare il numero di firme rispetto agli abitanti del paese, bisognerebbe confrontare quel numero di firme rispetto a tutta la comunità che quel macello lì andrà a servire. Quindi questo è un po' un commento di carattere generale per correttezza, diciamo.
Dopodiché lì appunto non conosco esattamente le esigenze, i numeri, quali erano le opzioni, così, quindi non entro nel merito. Certo che, come ho detto all'inizio, le persone vanno ascoltate e se hanno un motivo per dire di no, bisogna andare a capire qual è il motivo e vedere se si può trovare una soluzione che vada bene per tutti. Allora, dobbiamo fermarci per l'ultima pausa pubblicitaria di questa mattinata, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Daniela Rossetti, qui con noi a rispondere alle vostre telefonate, alle vostre mail. C'è già una telefonata in arrivo, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Ah, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Io volevo cercare di capire se nel Porto Vecchio, dato che c'è quel progetto del Porto Vecchio. Sì? Pronto? Sì, le sentiamo. Del Porto Vecchio, e se potranno, che chissà Dio, non si sa, nel Porto Vecchio di fare parcheggi chilometrici anche al coperto per far il posteggio, di far posteggiare, parcheggiare gli autobus turistici, i pullman turistici e anche le macchine che arrivano con i turisti, insomma, che vogliono venire da soli a visitare la città. Perché per non creare, un'invasione di pullman nella città di Trieste e di macchine turistiche, dato che non siamo una metropoli, attenzione, non siamo una metropoli, non siamo New York, quindi non abbiamo tanta area grandiosa per avere dei parcheggi, perciò che i pullman si parcheggino, eccetera, eccetera, quindi avremo una confusione astronomica. Di farli parcheggiare lì e poi di avere che gli alberghi facciano un accordo con dei pulmini navetta per andare a prelevare i turisti che arrivano con i pullman e quindi portarli in centro città, negli alberghi dove hanno prenotato. Questo sarebbe un'idea. Certo. Poi quelli che arrivano invece con la macchina da soli, per conto suo, che vogliono visitare la città di Trieste, potrebbero invece fare dei bar, comunque dei tabacchini per vendita dei biglietti degli autobus, in modo da prendere nelle fermate, costruire le fermate dei bus cittadini, in modo che questi turisti che vengono da soli prendano gli bus cittadini e vadano a visitare la città, dato che sanno insomma dove andare con le cartine, eccetera, 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 in modo da non intasare la città di Trieste, perché già siamo nel caos totale. Chiarissimo. Quindi il triestino che va va giù in città e vuole bersi un aperitivo indifferente, non trova parcheggio perché è tutto pieno, intasato, prima fila, seconda, terza. Terza anche, sì. Una roba impressionante, da non credere. Capito signora, grazie della telefonata e dei suggerimenti, no? Che sono molto interessanti. Un bel po' di proposte. Allora, intanto sono assolutamente d'accordo che il traffico è un grande problema di questa città. I parcheggi, come diceva giustamente, non stanno neanche più in seconda fila, ma arriviamo alla terza comodamente. Abbiamo delle strade che dovrebbero essere a scorrimento veloce, che invece sono intasate perché ci sono le macchine ferme e quindi il problema del traffico è uno dei problemi più importanti che abbiamo, perché poi traffico vuol dire smog, vuol dire cattiva salute per i cittadini, vuol dire inquinamento acustico, non possibilità di camminare tranquillamente per strada e quindi ha tutta una serie di conseguenze piuttosto spiacevoli. Allora, per quanto riguarda i turisti che diceva la signora proponeva, perché i turisti non usano l'autobus per visitare la città, trovo che sia assolutamente una buona proposta. Direi anche che adesso c'è l'app della Trieste Trasporti che ti dà tutti gli itinerari, ti dice come arrivare da un punto a un altro punto, ti dice che autobus devi prendere, quindi è piuttosto facile.
Le macchinette per prendere i biglietti già ci sono in tante fermate di autobus, oltretutto adesso si può anche pagare col bancomat direttamente sull'autobus, si può timbrare accostando il bancomat alla macchinetta, quindi diciamo quella è abbastanza facile. Probabilmente la cosa andrebbe pubblicizzata di più, perché magari un turista arriva a Trieste e non sa che c'è questa possibilità e questo sistema di trasporto che è veramente tanto efficiente e funziona bene, no? Quindi magari chi ha un albergo potrebbe dare questa informazione ai turisti, chi ha case, bed and breakfast, affitti brevi, eccetera, potrebbe lasciare all'interno dell'appartamento uno scritto che spiega che appunto il trasporto pubblico a Trieste funziona molto bene e come si può usare, magari indicando anche quali sono le linee principali per raggiungere i punti di maggiore interesse turistico. Poi la signora dice sì, perché così i triestini che vanno a farsi l'aperitivo in città possono parcheggiare la macchina tranquillamente. Ecco, io aggiungerei che anche i triestini che vanno a farsi l'aperitivo in città potrebbero usare anche loro l'autobus, perché sarebbe opportuno. Non da tutti i luoghi di Trieste è facilissimo, però diciamo che la rete è abbastanza estesa e funziona abbastanza bene. Quindi facciamo questo sforzo e cerchiamo tutti di usare di più l'autobus, ove possibile ovviamente. Un'altra cosa che mi viene da dire è legata al trasporto lungo tutte le rive, quindi diciamo dalla Lanterna fino a Miramare. Uno dei metodi potrebbe essere avere degli autobus che facciano elettrici, che facciano quel percorso lì in continuazione, soprattutto ai fine settimana e soprattutto d'estate e comunque nei periodi di maggior turismo. Un'altra cosa che non so perché non è in funzione, ma secondo me sarebbe assolutamente da implementare, è il trasporto marittimo tra Trieste e Miramare, che funziona solo d'estate. È solo estivo. È solo estivo. È vero. E non capisco perché. Cioè a Muggia si va con il traghettino via mare tutto l'anno e va benissimo, e non capisco perché non si può fare la stessa cosa con Miramare. Il turista arriva, prende il traghettino, è bellissimo, oltretutto va a Miramare, sbarca, visita, cioè è a Grignano, sì, e va benissimo così. Quindi quella è una cosa che assolutamente si potrebbe fare e almeno diciamo solleviamo un po' tutta la zona Barcola e comunque tutta la zona anche centro e la zona Miramare, che è un grossissimo problema di parcheggi. Altra cosa, pensando a Miramare, è la ferrovia. C'è una stazione, la stazione storica di Miramare, pensate un turista non viene mai sfruttata, prende il treno in stazione centrale e va a Miramare, lì dove c'era la stazione storica. Si potrebbe veramente creare anche una storia, no? Con dei cartelloni che spiegano un po', cioè anche dal punto di vista turistico non sarebbe solo trasportistico, ma sarebbe anche un qualcosa di bello dal punto di vista turistico. Quindi i turisti potrebbero usare quelle cose lì. Poi su Portovecchio è previsto un magazzino, è previsto che un magazzino all'inizio diciamo di Portovecchio venga trasformato in parcheggi per le macchine. Onestamente per i pullman non lo so. L'altro problema relativo ai pullman eccetera sono le navi da crociera. Le navi da crociera sono un problema enorme sotto tanti punti di vista, certo che sono anche fonte di reddito per queste città, perché danno comunque lavoro a tanti triestini, diciamo anche con tutto l'indotto, e comunque portano turismo che è uno degli elementi economici della città. Lì bisogna trovare il giusto mezzo, bisogna trovare un posto dove far approdare queste navi, perché secondo me lì in centro città dove approdiamo oggi non va bene. Le rive dovrebbero diventare tutte assolutamente pedonali, via i parcheggi per i turisti, per i triestini, per tutti. Le rive devono essere una bella passeggiata lungomare, che ci dovrebbe essere una passeggiata veramente dalla Lanterna a Miramare. Una persona dovrebbe poter valorizzando camminare così le rive, no? Assolutamente, sì. Abbiamo una città che veramente ha un fronte mare meraviglioso e non lo usiamo, cioè farci dei parcheggi, come un po' come una volta era Piazza Unità. Certo, Piazza Unità è bellissima, mezzo, ma c'era il parcheggio, no?
Poi per fortuna si è tolto e Piazza Unità è un gran bel posto per tutti, per i triestini e anche per i turisti. E così dovrebbe succedere con le rive. Quindi sul traffico è veramente un mondo che va studiato meglio e gestito meglio, anche con delle scelte abbastanza coraggiose che magari non piaceranno a tutti, ma appunto interagendo, spiegando eccetera, secondo me poi ricordo la pedonalizzazione di via San Nicolò, è stata una cosa, c'è stata la rivoluzione. Osteggiata, è vero, però oggi... E oggi siamo tutti felici. A nessuno verrebbe in mente insomma di tornare indietro, no? Ecco, quindi assolutamente. bisognerebbe... Allora, buongiorno dottoressa Bucarella, sono d'accordissimo con la vostra ospite sull'investimento da parte delle istituzioni nello sport, dice il signor Mauro, ma anche sull'investimento nelle scuole con insegnanti preparati sull'educazione civica e sull'educazione affettiva. Volevo pure chiedere alla vostra ospite dove si colloca Azione nelle elezioni comunali, a destra o a sinistra? E qua apriamo un mondo. Quante ore abbiamo? Poco. 6 minuti. 6 minuti. Allora, sulla scuola, l'investimento sulla scuola assolutamente sì, e aggiungo anche il tempo pieno. Tempo pieno perché appunto tante famiglie non hanno la possibilità di seguire i figli, i genitori lavorano, se ci sono i genitori, che non sempre ci sono, ma insomma... Quindi il tempo pieno deve diventare un elemento fondamentale. Invece sulla partecipazione alle elezioni, allora, io sono assolutamente convinta, e l'abbiamo dimostrato in questi 5 anni con tutti i nostri interventi, con tutti gli incontri pubblici che abbiamo organizzato, eccetera, che i 5 anni passati di amministrazione di centrodestra sono stati molto, molto, molto miseri, per voler essere gentili. Quindi la cosa va cambiata. Siamo stati critici su tantissime cose, sulla gestione dell'immigrazione, la gestione della sicurezza, sulla gestione dei lavori pubblici, l'edilizia, l'urbanistica, insomma le nomine del porto, che vabbè non sono prettamente comunali, ma insomma... tantissimi aspetti ci hanno visti lontani da questa amministrazione. Quindi secondo me, ovvio che noi dobbiamo parlare con tutti, ma la scelta più naturale e più giusta è quella di confrontarci in primis con chi è all'opposizione di questa amministrazione. Purtroppo la legge elettorale che hanno fatto, che vede la maggioranza al 40%, che è una cosa che non ha nessun senso, ma purtroppo la legge è così, non permette fondamentalmente una terza via, perché è chiaro che la cosa sarebbe un po' vista un po' credo come voto perso, purtroppo, per cui alla fine bisogna scegliere o centrodestra o centrosinistra. Vista appunto il nostro giudizio su quello che ha fatto il centrodestra, secondo me la strada più corretta sarebbe quella di dialogare e di provare a creare un programma con il centro-sinistra. Per questo motivo ci siamo seduti a quel tavolo per creare qualcosa che possa andare bene a tutti su delle basi comuni e chiare, in modo che post elezioni, in caso di vittoria, che penso sia anche probabile, non ci siano poi discussioni e litigi. Questo tavolo può portare a qualcosa di buono? Bene, è un valore aggiunto. Non riesce a portare nulla, fra qualche mese si vede che a quel tavolo si litiga e basta, e vabbè, ognuno dei partiti che partecipano a quel tavolo lì ne prenderà atto e prenderà le sue decisioni. Io onestamente penso che le cose che uniscono, e lo dico sempre, bisogna concentrarsi su ciò che unisce. Se andiamo sempre a cercare ciò che divide, non andiamo da nessuna parte, né a Trieste né in altre situazioni. Guardiamo ciò che unisce, cerchiamo di lavorare su quello. Secondo me noi dovremmo stare seduti a quel tavolo, c'è la possibilità di avere un'ottima collaborazione, poi strada facendo si vede come evolvono le cose, c'è chi a livello comunale, visto che abbiamo fatto un congresso comunale, la pensa diversamente, non vuole stare seduto a quel tavolo, quindi c'è una discussione interna. E secondo me sarebbe un errore non considerare
Futuro in Comune, che è questo tavolo che cerca di creare un programma come un nostro naturale riferimento su questo territorio, proprio per il giudizio che noi abbiamo sempre dato su tutti i provvedimenti della Giunta di centrodestra. Come dicevo, c'è una discussione interna e si discute. Allora, non credo faremo in tempo a sentire, magari la sentiamo al volo, l'ultima telefonata, abbiamo davvero un minuto e poco più. Pronto, buongiorno? C'è qualcuno? No, è caduta la linea, allora c'è risolto il problema di dover chiudere. Volevo ancora, ho comunque girato alcune mail alla nostra ospite perché non abbiamo fatto in tempo a leggerle tutte. C'era un signore che chiedeva un parere sulla situazione delle carceri, non so se facciamo in tempo, insomma. Beh, la situazione delle carceri è terrificante, bisognerebbe intervenire perché lo scopo, diciamo, della carcerazione non è sicuramente anche parzialmente quello di punire, ma è soprattutto quello di rieducare e di permettere alla persona finita o di scontare la pena di rientrare nella società civile senza essere più delinquente di quando era entrato in carcere. Su questo conto di fare un evento pubblico, abbiamo fatto già un evento pubblico sulla sicurezza e ne faremo uno anche sulla sicurezza dal punto di vista delle carceri e del ruolo rieducativo delle carceri, perché guardate, se uno va in prigione perché ha commesso qualcosa per 1000 motivi e sta, non so, 5 anni in una cella e in quei 5 anni l'unica cosa che riesce a fare è sviluppare ancora di più un odio verso la società, sviluppare ancora più rabbia, astio, eccetera, secondo voi quando esce quella persona lì cosa farà? Non sarà sicuramente recuperata. Allora grazie a Daniela Rossetti di Azione, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie mille, grazie a tutti e buona giornata. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, buona giornata a tutti.